Anche questa mattina io leggerò alcune frasi di questo bellissimo libro, Il viaggio di mamma Teresa, che faccio vedere per far capire l'amore di questa mamma che vuole assolutamente ritrovare il figlio scomparso durante la guerra, non ha notizie, non ha più niente, almeno le spoglie se è morto, e intraprende un viaggio bellissimo. Questo libro è stato scritto da Silvia Pascale e Orlando Materassi, che io ho avuto ospiti. Questa mattina volevo leggere anche chi sono questi due personaggi che hanno capito l'importanza della storia, delle radici, del territorio, bisogna ricordare, far capire ai ragazzi cosa c'è stato nel loro territorio, ma soprattutto questo amore di questa donna, delle mamme, queste mogli che non sono ricordate tanto, non ci sono i loro nomi, pochissimi nomi femminili nei libri di storia, chissà perché. E allora io invece volevo ricordare, perché se siamo diventati anche grandi e bravi, sono merito anche di queste figure femminili che non ci sono più. Allora, Silvia Pascale vive a Treviso, docente e storica. Dal 2011 si dedica a questioni legate al genocidio armeno, ai campi di concentramento e alla vicenda degli internati militari italiani. Presidente della sezione ANEI di Treviso, è stata selezionata dal MIUR e dall'Università di Parigi per il Memorial della Shoah. Con Orlando Materassi è responsabile per l'ambasciata della RFG, del progetto La memoria che unisce, educare alla pace. Avete capito? Orlando Materassi, figlio di Elio, un ex IMI deportato in Germania, collabora da molti anni con Silvia Pascale per progetti educativo-didattici nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia e corsi di formazione per docenti. Nel 2022 hanno coordinato il team italiano di ragazzi per il progetto Memorie dell'Accademia Europea di Berlino, che aveva come scopo la creazione di uno spazio digitale dedicato ai lavoratori forzati del nazismo. Relatori a seminari e convegni sulla memoria e la riconciliazione presso vari atenei universitari. Avete capito perché leggo questo libro? Io sono convinta che bisogna ricominciare anche a leggere qualche volta. La storia è scritta, se non si sa basta andarla a cercare. E io inizio a cercare, leggendo questi libri, la verità, la storia anche del nostro territorio. Detto questo, presento due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Monica Cardenas, che collabora anche con la LIT. Buongiorno. Che mi ha scritto e mi ha chiamato perché ha un'idea importante, vorrebbe realizzarla per aiutare naturalmente. E saluto anche Diego Ponzin, dottor Diego Ponzin, direttore e presidente della Fondazione Banca degli Occhi. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui. Lo vedremo in veste di scrittore, che a Mirella piace tanto, visto che abbiamo iniziato con i libri. Buongiorno, questa mattina lo vedremo in veste di scrittore. Inizierei proprio da lei. Presidente Ponzin, ecco, cosa ne pensa? La storia, ricordare, far sì che il territorio venga conosciuto con le proprie radici anche dai giovani, nelle scuole, questi ricercatori che non si danno pace finché non scoprono la verità, e soprattutto questa figura femminile che non smette mai di stupirci, ma che conosciamo sempre troppo poco. Prego, professore. Lei sta facendo delle provocazioni molto importanti e la risposta potrebbe essere lunga e articolata, ma in estrema sintesi cercare la verità storica è fondamentale. Io non sono uno di quelli che non sono completamente convinto che la storia si ripeta e che ci sia una prevedibilità. Però per capire chi siamo e capire come siamo arrivati fin qui è fondamentale risalire alle nostre radici. Credo sia, anche sentendo il dibattito quotidiano, molto difficile arrivare a una sola verità storica. Credo sia molto difficile, talvolta probabilmente è impossibile. Soprattutto è impossibile condividere una sola verità storica, però è molto importante ricciare ed è molto importante che le nuove generazioni capiscano
e da dove sono arrivate, perché solo così io credo si riesce a fare una riflessione sufficiente nel cercare di indirizzare il proprio futuro. Allora, Presidente Ponzin, questa mattina lei è qui come scrittore. Che libro presenterà e perché ha scritto questo libro? Prego. Ma allora, dato che ci sono, lo faccio vedere, è un libro Eccolo qua. non impegnativo dal punto di vista delle dimensioni e dell'impegno di lettura. Vediamo se riesco a non fare... Perfetto, bravissimo. Il titolo è un po' buffo perché si chiama Il gesto dell'ombrello e mi riferisco proprio al gestaccio che sostanzialmente facciamo e che mimerebbe un chi se ne frega, diciamo così. Ed è un modo un po' leggero, ironico, qualche volta beffardo che ho voluto usare per parlare del tema dell'essere umano che è la morte sostanzialmente. Non ho particolari messaggi da dare, sono una decina di racconti che ho messo insieme perché credo sia molto importante non evitare questo argomento, non voltarsi da un'altra parte. Credo che i ragionamenti sulla morte qualche volta facciano venire il mal di testa perché sono molto impegnativi e qualche volta possono portare anche alla disperazione. E allora l'alternativa è invece di ragionarne, narrarla. Ecco, parlarne insieme narrandola. Narrandola e qualche volta anche cercando di ricondurla a quello che dobbiamo ammettere è, cioè parte della nostra vita, parte indissolubile della nostra esistenza. Ecco, intorno a queste considerazioni diciamo abbastanza semplici ho costruito delle storie, spero che qualcuna sia anche divertente e quindi questa è la proposta che faccio a partire da ieri, disponibile nelle librerie o nei circuiti ovviamente web. Allora io la ringrazio per questa apertura che ha fatto con la parola morte, perché io sono convinta che i ragazzi giocano troppo, non tutti, ma una buona parte con questa parola, anzi la sfidano quasi, sapendo benissimo a cosa vanno incontro, non sono degli stupidi, ricordatevi, però loro la sfidano. Io qualche volta ho fatto questa domanda, professor Ponzin, a qualche ragazzo: ma perché sfidi la morte? E la risposta è stata tragica: meglio un giorno da leone che 100 da pecora. L'adrenalina che provo in quel momento non la può dare nessuno, è l'età. E poi ho ricevuto anche una telefonata in particolare di un genitore, penso di un nonno, che ha detto: a 20 anni non si può non fare queste cose, è nella normalità. Lei invece sta cercando di far capire una cosa importante. Lei è un medico molto importante, presidente della Fondazione Banca degli Occhi, uno degli istituti più importanti anche a livello europeo, eppure per staccare la spina non è che si metta a correre a 250 all'ora, ma stacca la spina scrivendo, con la cultura. Ecco, questo è molto importante. Forse dovremmo iniziare a far capire a questi ragazzi che ci sono altri modi per vivere la vita. E qui a fianco, proprio, dottor Ponzin, una mamma che sa cosa vuol dire il rischio, l'adrenalina, suo figlio da piccolissimo corre in motocicletta, è un campione, però questa mamma sempre attenta e anche il papà presenti, però hanno lasciato che questa passione venga portata avanti da questo figlio. È un bravo ragazzo, io l'ho conosciuto, l'abbiamo avuto ospite. È vero. Però questa passione viene controllata, viene fatta nei circuiti con degli esperti che capiscono l'importanza di controllare anche questo bambino, perché era un bambino che era sulla moto. Allora, prima di... No, anzi, rispondiamo subito, Monica Cardenas, anche per rispondere, passiamo anche al tuo progetto, a quello che abbiamo detto e quello che ha detto anche il dottor Ponzin. Prego. Allora, buongiorno a tutti, sono Monica Cardenas e intanto sono una mamma
diciamo che per quanto riguarda, grazie all'invito di essere qui, io sono qui in questo momento non per mio figlio ma come professionista. Io sono un'estetista anche certificata oncologica, dermopigmentista e tatuatrice. Collaboro con la Lilt e questo mi fa molto piacere perché naturalmente donare del nostro tempo libero ci fa stare bene. Questo è un messaggio che a volte anche nei corsi, perché io sono anche insegnante di questa bellissima professione, cerco di trasmettere anche alle mie allieve. Donare è bellissimo, aiutare e regalare dei sorrisi è veramente meraviglioso. Per cui sono qui semplicemente per lasciare un bellissimo messaggio a tutte le donne che hanno bisogno di fare le sopracciglia, naturalmente dopo la terapia, perché oltre che cadono i capelli, cadono anche i peletti delle sopracciglia, quindi si va a ricostruire la parte, l'arcata sopraccigliare con tecniche molto leggere, quindi sono dei tatuaggi diversi al tatuaggio che si faceva magari 20 anni fa. Le tecniche sono cambiate, si sono evolute, i macchinari anche si sono evoluti, quindi sembrano tatuaggi realistici, molto leggeri. Sembrano vere, diciamo. Io mi sono specializzata proprio con il trucco semipermanente naturale, quindi c'è ma non si vede. Sono cosine molto delicate. Proprio ieri sono stata in ospedale a Montebelluna, abbiamo lavorato tutto il giorno con delle ragazze meravigliose e sono rimaste tutte felicissime e io sono tornata a casa con il cuore grande di felicità. E niente, quindi per tutte le donne, le ragazze che hanno bisogno di sistemare le sopracciglia dopo la terapia, potete recarvi nelle sedi di Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto. Eccoli qua, i lavori. Ecco che stiamo vedendo i lavori di Monica, che ringrazio anche di aver mandato queste foto, sono foto importanti che fanno capire questo occhio che guarda la speranza di farcela, soprattutto ecco, anche guardarsi allo specchio e non vedersi sfigurate, certo, nel vero senso della parola, perché cambiano i volti, cambia tanto, sì, vuol dire molto. Però io ti punzecchio anche su questo, la domanda come eravamo partiti col dottor Ponzin, ecco, la paura, ecco, di praticare questo sport anche pericoloso, certo, di tuo figlio. Volevo che tu mi dessi, perché tu la vivi questa, certo, cosa, certo, è un'emozione anche tu, certo, l'adrenalina a 1000, certo, però devi rispettare questa passione, però sì, controllata. Certo, mio figlio ovviamente quando è in pista ha tutta l'attrezzatura, è omologato, cioè l'airbag, il casco omologato, per cui diciamo è più pericoloso farsi un giro col motorino fuori che non in pista, perché la pista per lui l'ha vissuta da bambino, quindi sa benissimo come funziona. Poi per l'amor di Dio tutto può succedere in qualsiasi situazione, però serve anche fiducia per lui, per questo suo sport, ed è giusto che quando un ragazzino coltiva una passione così forte, io da mamma naturalmente non me la sentirei di togliere questa sua passione. Ho sempre rispettato e ho sempre avuto fiducia in lui. Io ho sempre avuto fiducia in mio figlio, perché è il comportamento, sì, di mio figlio che mi fa capire se, sì, posso dare, certo, questa fiducia. Eccolo qua il punto. Tu sai chi è tuo, sì, figlio, non possono dire che non conoscono i loro figli, no, vuol dire che non vuoi conoscere, sì, il tuo figlio, sì, non dialoghi con tuo figlio, certo, perciò in base al comportamento tu sai come si comporta, certo, tuo figlio. Io non credo che questi genitori non sappiano niente di questa maschera che si mettono certi, no, ragazzi, perché prima o poi la maschera la devono, certo, togliere, oppure cade da solo, qualcuno gliela toglie. Sentiamo cosa ne pensa Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo! Ciao Mirella, ciao agli ospiti. Purtroppo quello che dicevo gli altri è verità, quello che dice il professore.
e quello che fa è una grande roba. Io ho conosciuto il professor Ama di oggi ed era ancora gli acciai perché facevano una raccolta di acciai per mandarli in Africa, sui paesi così. L'ho seguito tanto, è bellissimo aiutare, sarà sta una giostra sull'acqua, però ti fa una roba del genere, ti senti una persona che fa qualcosa per gli altri e devono imparare a vivere. E la vita, se questa è la vita, e la vita non è eterna, e la vita è un libro bianco. Nascemo con la pagina bianca e gradualmente, andando avanti, ti lo scrivi te la tua vita, perché ti impari a far male, a far bene, a far tutto. Ti impari di tutto nella vita. Bisogna sbagliare, bisogna studiare, bisogna tante robe. Poi tanta gente, gli anziani una volta, accompagnava i giovani, con consigli, con robe, gli aveva più rispetto, ma adesso viviamo su un mondo che non è più quello della volta. Una volta noi avevamo da cavarci via, adesso viviamo nel 2026. Purtroppo è un'epoca sbagliata, il mondo si mette a posto, perché il mondo non vuole, avevo tante disgrazie sui centinaia, milioni di anni al mondo, e c'era sempre il tira su. Quello che non va bene adesso è il tipo di politica che fa la gente, l'ingordigia che abbiamo, cosa ne porta? 1 milione, 100 milioni, e una cosa mi porto in tomba quando che moro, e senti poi, fa del bene, fa carità, a questa gente qua che può andare a casa sua, studia e cosa per aiutare gli altri. Questa è la gente da portare in trasmissione e dare spazio. No, anche 4 cantanti che fanno milioni, miliardi, cosa ne interessa la gente che c'è? Non costruisce niente, dei professori, dei dottori, dei gente illustre, ma nell'oscurità, e fa di tutto, fa del bene per poco, è importantissima. Quello che ti fatica è la tua trasmissione, questo è importante, Mirella. Dopo che discorsi, nella vita si vive, se si diverte, se fa di tutto, se sbaglia, se parla, ma purtroppo la vita è fatta così. Però la vita alla fine fa tutti. L'unica roba bella è proprio quella, ti puoi dire quello che ti vuoi, però ti va a terra avvocati per tutti, non è perché ti caschi, ti vivi 200 anni. Ma l'unica roba bella che ha fatto il Signore è proprio quella, che tutti dobbiamo scappare alla valisa e dal paradiso all'inferno non dobbiamo andare. Grazie caro Rinaldo, grazie della telefonata e delle riflessioni che hai fatto a voce alta. Io volevo chiedere anche al dottor Ponzin, ecco, questi libri che vengono presentati, si dice che i giovani leggono poco, che non sono molto attenti alla lettura. Lei quando presenta questi libri, ne ha scritto diversi, ecco, che pubblico viene, chi è, cosa vede, cosa sente, cos'è l'interesse che lei nota per i suoi libri? Prego, dottor Ponzin. Allora, forse non sono, come dire, uno scrittore molto rappresentativo da questo punto di vista, bisognerebbe probabilmente chiederlo a qualcuno capace di richiamare grandi pubblici. Io quando faccio presentazioni, e in genere sono accompagnato dal filosofo Curi, che da anni scrive le prefazioni dei miei libri, e quindi è capace anche di andare incontro a un pubblico molto vasto, con ragionamenti di grande livello, devo dire che ho un pubblico abbastanza variabile come età. Io starei alla larga dagli stereotipi. È vero, diciamo, che noi abbiamo lasciato che i giovani siano catturati e si lasciano andare a un uso sfrenato di dispositivi digitali, perché bisogna cercare di promuovere la lettura su carta, perché credo che il libro sia comunque e rimanga importante. Vorrei mettere proprio la questione su un piano cognitivo, vorrei parlare da medico in questo momento più che da scrittore. L'uso sfrenato di questi dispositivi ha un prezzo ed è il prezzo dell'attenzione, cioè
con i dispositivi noi manipoliamo un numero di informazioni straordinario, incredibile, probabilmente troppo grande per essere assorbito in modo elaborato, in modo appropriato dal nostro cervello. E quindi qual è il prezzo che paghiamo? Che diminuisce l'attenzione, quindi diventa un utilizzo frivolo, un utilizzo superficiale, e dobbiamo stare attenti perché questo ci toglie un po' alla volta la capacità di leggere e quindi di assimilare dei contenuti. Possiamo provare a verificarlo anche su noi stessi. Se passiamo un lungo periodo dove usiamo solo dispositivi digitali, vedremo che poi quando apriamo un libro di carta che invece ci obbliga a riflettere, a fare delle pause, a cercare i significati che sono fra le righe, avremo all'inizio qualche difficoltà perché perdiamo, ripeto, la capacità di assimilare i contenuti, la capacità di concentrazione, e questo è un prezzo alto che non possiamo permetterci di pagare perché nel lungo periodo rischiamo di perdere una delle caratteristiche più importanti che ci rende umani, e cioè la consapevolezza, la capacità di crescere interiormente, in pratica la nostra anima. Dottor Ponzini, è anche vero che io quasi tutta questa settimana ho parlato di intelligenza artificiale, ho parlato di giovani e avevo anche un nome illustre, il professor Iondino, che anzi mi ha pregato di tornare in trasmissione, di interloquire con i giovani, vuole che i giovani facciano domande su quella che è l'intelligenza artificiale, perché loro scrivono e leggono con l'intelligenza artificiale. Io ho avuto un insegnante che ha detto non do più compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Molti non sono d'accordo perché i ragazzi iniziano ormai, d'altra parte non crescono leggendo i libri con i genitori di fiabe come magari è successo a noi. A 4 anni hanno già il telefonino in mano, giocano, e questo non è colpa loro, è colpa dei genitori che non riescono a capire il danno che stanno cercando di fare. Eppure i ragazzi stanno gridando ad alta voce quello che vorrebbero. Ad esempio loro amano i fumetti. Come mai amano i fumetti? Ci sarà un perché. Chi è che non ha amato i fumetti? I fumetti di una volta, i fumetti di adesso, però loro con l'intelligenza artificiale riescono a fare delle cose importanti. Ecco, io pregherei la regia di mandare sia Languana che canto Dante, parlo con Dante e recito Dante, fatte da loro con l'intelligenza artificiale. Allora forse potremmo dire che la scuola deve educare a leggere la storia, sì, insegnare la didattica, la storia. Poi loro la gestiscono in maniera diversa, con gli strumenti che hanno, è inutile che ce la giriamo. Cosa ne pensi, Monica, di quello che hai sentito, in attesa che vediamo cosa sono riusciti a fare con l'intelligenza artificiale? Sì, sono d'accordo perché i ragazzi comunque amano la tecnologia. A casa mia ci sono tantissimi libri perché comunque mio figlio grande ha sempre letto tanto e di conseguenza anche poi ha passato al piccolo, però dico il piccolino è già più tecnologico e quindi ama magari leggere nel Kindle perché è più facile, se lo porta ovunque, è più leggero, scorre velocemente, cioè la carta per loro diventa secondo me più complicata e invece per noi è più bella. Cioè, a me se mi dai un libro io me lo gusto, cioè proprio girare la pagina è bellissimo. Il profumo della carta, del libro. Però che non è mica colpa loro, no, loro non sono nati con la carta. Dottor Ponzini, lei è anche un medico poi, che poi oltretutto abbiamo dei problemi agli occhi non da poco, questi bambini sì, molto spesso a 9-10 anni hanno gli occhiali, io ne vedo tantissimi. Ecco, visto che abbiamo anche il medico, lei cosa vuole dire alle persone che la stanno ascoltando, che sono i genitori, i nonni? Perché ecco, il gesto dell'ombrello, ecco, è proprio il titolo che lei ha azzeccato per la superficialità. Ecco, senza capire invece l'importanza di quello che veramente stai cercando di fare
e delle volte molto sbagliato, però è quello che al momento ti viene veloce, più di rispondere a un perché. Quando il bambino inizia a chiedere il perché a 4-5 anni o legge tuo figlio, dai questo strumento e hai risolto tutti i problemi. Lui non rompe più le scatole, non chiede più perché e inizia già a giocare. A 7 anni sono veramente delle cose incredibili, perché noi pensiamo che siano piccoli piccoli, ma hanno un cervello che è una spugna che assorbe in maniera incredibile tutto quello che vedono e che sentono. Prego, dottor Ponzin. C'è un tema che secondo me ha due ordini di problemi. Il primo è i contenuti tossici, cioè l'uso non controllato di questi dispositivi espone soggetti poco attrezzati per difendersi a contenuti tossici, e questo direi, su questo siamo tutti d'accordo, e non va bene. La soluzione non è facile, non ce l'ho in tasca nemmeno io. C'è, e ribadisco, il problema più generale che l'utilizzo di questi strumenti ha varie conseguenze. La prima, ripeto, produce una sempre più scarsa capacità di attenzione, perché il cervello viene bombardato da un numero eccessivo di informazioni rispetto a quelle che lui è capace di elaborare, assimilare, criticare. Quindi l'uso smodato di questi dispositivi non fa crescere. Peraltro ci sono anche due conseguenze, e così torno anche al mio campo che è la vista. Ci sono due conseguenze. L'uso eccessivo di dispositivi intanto normalmente tiene fuori dall'aria aperta, e 2 ore di aria aperta ogni giorno sono uno dei migliori antidoti, per esempio contro la progressione della miopia. Chi ha una base genetica che favorisce l'insorgenza della miopia, che poi può anche progredire, deve passare un paio d'ore al giorno all'aria aperta. È una delle prime abitudini che tengono lontana la progressione miopica, perché quando la miopia diventa elevata poi espone l'occhio a delle patologie. E poi c'è un altro aspetto, c'è la socializzazione, cioè questi dispositivi cambiano il modo di socializzare. Molti ragazzi stanno chiusi in stanza, apparentemente collegati col mondo, e nella realtà profondamente soli. È molto chiaro, dottor Ponzin, quello che ha detto, e bisogna iniziare a parlarne, non c'è niente da fare, perché questi ragazzi stanno volando, però stanno volando ricordando, se vengono accompagnati nella maniera giusta, nel modo giusto, e riescono a creare delle cose bellissime, però che parlano anche del loro territorio, della loro storia, ma vanno guidati. Andiamo a vedere questo bellissimo video che ha fatto la scuola del fumetto di Treviso di Alessandro Cestaro, fatto dai ragazzi, dei bambini, dei ragazzini. Guardate cosa hanno combinato. L'anguana. Oh
Monica, cosa ne pensi di questi ragazzini assieme a dei bambini? Guardate cosa hanno creato, la musica, le parole, il territorio, il Veneto, l'Anguana, questa forma mitologica. Prego. Allora, queste sono cose comunque belle, positive, non sono cose assolutamente tossiche e bisogna, secondo me, noi dobbiamo adeguarci anche un pochettino ai loro tempi perché su queste cose, secondo me, si possono creare tante altre. Per cui da una parte ben venga anche la tecnologia, l'intelligenza artificiale. Secondo me i ragazzini vanno seguiti anche in questa parte, che magari non scambino le informazioni, perché come diceva il dottore prima c'è tanto materiale tossico che loro non possono capire questo fa male e questo fa bene. Quindi secondo me il ragazzino va indirizzato nel modo giusto. Dottor Ponzin, lei come commenta sia quello che ha visto che le parole di Monica, questa mamma che tiene molto a questi ragazzi, li segue tantissimo perché vanno guidati, non c'è niente da fare. La creatività va guidata, prego. Sì, la creatività va guidata, ma è sempre un'espressione, voglio dire, positiva del nostro modo di essere umani, e quello che abbiamo visto prima è un'espressione di creatività in cui per la quale l'intelligenza artificiale rappresenta uno strumento al servizio di, quindi non un qualcosa che sostituisce la mia creatività. Quindi l'intelligenza artificiale utilizzata in questo modo non solo non mi crea problemi, anzi la trovo uno strumento affascinante. Io la uso come una specie di dizionario, a volte cerco la parola giusta perché il sinonimo che voglia dire esattamente quello che abbiamo in testa magari non ci viene in mente, ed è uno strumento formidabile perché mi propone tutta una serie di alternative e poi sono io che scelgo. Quindi quando rimane uno strumento, io credo che utilizzata in modo consapevole non rappresenti un problema. Il problema che mi inquieta è pensare che sia un programma di intelligenza artificiale che decide se sparare o no, o se lanciare una bomba o no. Questo mi inquieta un po', perché mi fa pensare che dall'altra parte c'è uno stupido naturale che delega all'intelligenza artificiale delle scelte che invece devono attenere all'essere umano, che alla fine comunque dovrebbe decidere di non sparare a nessuno, perché non abbiamo bisogno di spararci, abbiamo bisogno di parlarci e di andare d'accordo, punto. Anche perché abbiamo visto cosa ha prodotto, ecco, cosa hanno prodotto le guerre, ecco, sparare, ecco, con queste armi micidiali sempre di ultima generazione, ma i morti sono sempre morti, poi alla fine muori con il fucile, con la lancia, o muori con l'ultima generazione di bomba, ma sempre morto sei. Dottor Ponzin, è sempre un disastro, Esatto. Dottor Ponzin, però all'interno degli ospedali, nella sanità, l'intelligenza artificiale è vista benissimo, ecco, è uno strumento molto importante che aiuta tantissimo. Io ho avuto medici, chirurghi di guai se non ci fosse, la adoperiamo tantissimo, ecco, però c'è sempre la parola etica. Chi l'adopera, perché l'adopera e come l'adopera, perché è sempre poi la mano dell'uomo, non c'è niente da fare. Il professor Gerosa, che io cito quasi tutte le mattine, che adesso è anche assessore alla sanità, ha detto: si ricordi Mirella che poi è sempre l'uomo però che gestisce l'intelligenza artificiale, da sola non riesce a fare niente. Prego, dottor Ponzin. Giusto, negli ospedali è arrivata e arriverà sempre di più perché sta diventando uno strumento formidabile, in particolare nella parte di diagnosi. È chiaro che dei programmi così importanti, così efficaci, sono capaci di gestire una mole di informazioni e di fare dei confronti in frazioni temporali impensabili per un essere umano, e questo facilita a fare delle diagnosi speriamo sempre più precise, sempre più accurate, però
io credo che le scelte sull'uomo debbano poi alla fine essere lasciate all'uomo e quindi debbano essere poi guidate dalla coscienza, e questa è l'etica sostanzialmente, è non perdere di vista i valori che ci rendono umani. Questo vale per il medico, visto che ha a che fare con persone che sono in condizione di svantaggio, ma vale anche nella relazione quotidiana con i nostri simili. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Ciao Birella e Ciao. un saluto al medico che è con te. Dunque, l'intelligenza artificiale non ha una coscienza, perciò bisognerebbe che l'intelligenza artificiale fosse al servizio della coscienza. Dovrebbe essere non ampliata, ma approfondita. Ecco, questo potrebbe essere una soluzione per l'intelligenza artificiale. Grazie. Grazie a te Livio. Vuoi rispondere anche tu Monica? Ecco, questo si pone la domanda, alla fine la coscienza di capire che degli strumenti veramente possono essere molto pericolosi. Abbiamo visto cosa succede in Cina, si sono fatti anche il fidanzatino artificiale, cioè stanno arrivando dei messaggi veramente preoccupanti per voi genitori, perché sì, cercate di sorvegliare in qualche maniera, di accompagnare, ma poi questi ragazzi quando sono da soli o quando escono sono dei punti di domanda: con chi vai, chi sei, cosa fai? È difficile, prego. Sì, è molto difficile, confermo, l'età soprattutto l'età adolescenziale è molto difficile, però io credo che quando c'è una buona base, dialogo col proprio figlio, fiducia, secondo me non può sfuggire la situazione di mano, perché c'è un corpo unico, no? Cioè, conosco bene lui conosce bene noi, quindi siamo insieme. È una generazione, diciamo, che a tanti sfugge perché c'è tanto pericolo, c'è internet e c'è veramente tanto pericolo fuori, però io la vivo serenamente perché, ripeto, c'è tanto dialogo, quindi ed è giusto parlare di queste cose pericolose, perché... Ad esempio della morte, tu hai parlato prima del dono, tu parli veramente della immensa meraviglia che è il dono, ecco, sì, il donare. Tu parli con i tuoi figli, certo, fate questi dialoghi, certo, in casa con tuo marito, certo, quando vi sedete a tavola, perché ormai non si riesce neanche a capire se certi ragazzi hanno una tavola, perché è veramente una... Ecco, voi parlate, e come rispondono questi ragazzi? Tu ne hai due di quanti anni allora, Monica? Uno di 10 anni e uno di 16. Noi parliamo di tutto, parliamo del suo sport, lo sport del piccolo, del mio lavoro, del lavoro di mio marito, parliamo delle cose belle, delle cose brutte che succedono fuori e così. Per cui noi condividiamo tanto dentro casa, parliamo appunto anche di questa parte qui. Però loro sono cresciuti comunque in questo mondo. Io quando ero piccolini, loro quando erano piccoli, io ho sempre fatto volontariato e con la scuola andavamo a vendere le cosine sulle bancarelle, fuori delle chiese, quindi ci siamo sempre divertiti. Quindi per loro è sempre stato un far volontariato, però in modo divertente, in modo bello, cioè era trovarsi tutti i bambini insieme e fare una domenica bella insieme, per cui ovviamente adesso sono cresciuti e ognuno poi fa il suo sport, ha la sua passione, però io la mia passione comunque ce l'ho sempre coltivata e continuo a fare. E certo è un discorso un po', diciamo, diverso questo, perché naturalmente con le donne oncologiche io ho fatto anche il percorso di estetista, mi sono certificata proprio per essere
più preparata anche con loro io mi sento benissimo quando offro dei trattamenti a loro, perché c'è tanta felicità dall'altra parte, quindi io regalo un sorriso, ma dall'altra parte veramente ricevono... Ne ricevi 100? Sì. Sapendo la condizione. Ecco, dottor Ponzi, il dono, si parla di dono, si parla di trapianti, anzi siamo molto vicini a questa mamma, a questi genitori, con questo piccolino, con questo cuore. Era riuscito ad arrivare il cuore, anzi 2, anche all'ultimo momento, però purtroppo non è stato possibile trapiantarlo visto le condizioni del bambino. E soprattutto un grande abbraccio a questa mamma che sta vegliando in continuazione questa creatura, però ha deciso di non fare questo accanimento, ecco, non lo vuole. Veramente un grande abbraccio a questi genitori. Ecco, l'importanza del dono, lei ne sa qualcosa, dottor Ponzi, Fondazione Banca degli Occhi la dice lunga. Quanto importante è far capire ai giovani, ecco, la parola dono, donazione, perché sono molto preoccupati. Io ho associazioni, ecco, che si occupano proprio di donazioni, cito ad esempio l'Avis, l'Aido, però purtroppo questi ragazzi quando fanno la carta d'identità a 18 anni non donano, non c'è niente da fare, i numeri non ci sono. Allora, o che qualcosa è successo, non è stato spiegato loro bene, forse c'è ancora una fase di paura, non si sa bene, perché non se ne è parlato tanto, non è che si parli tanto di queste cose. Loro, come dicono, stanno volando, hanno bisogno di capire. Io sono convinta che non va fatta quando fai la carta d'identità, la donazione nell'ufficio in quel momento, cioè, non lo trovo corretto. E dobbiamo forse spiegare molto di più, iniziare da piccoli a parlare, come diceva Monica, il volontariato l'ho fatto con i miei bambini piccoli, perciò si parla, si discute. Cosa ne pensa, dottor Ponzi? Grazie Mirella. Mi associo anch'io comunque alla solidarietà e al rispetto nei confronti della famiglia e di tutti, diciamo, i protagonisti della vicenda molto, molto amara, molto triste del bambino. Relativamente al dono, faccio queste considerazioni molto brevi. Forse abbiamo, non dico che sia stato un errore, perché credo sia stata una buona idea, però il fatto di associare la dichiarazione di donazione, di disponibilità a un atto burocratico come il rinnovo della carta d'identità ha messo insieme due aspetti, due ambiti che non possono andare d'accordo se non c'è una buona mediazione, se non c'è una buona informazione, come diceva lei prima. C'è un aspetto che vorrei sottolineare, soprattutto a chi ci ascolta. Pensare al fatto di donare, in particolare alla possibile donazione dei propri organi e dei propri tessuti, non vuol dire necessariamente dover pensare a quando moriremo. Il fatto che moriremo è un fatto e accadrà quando accadrà. Si tratta di decidere relativamente a un atteggiamento, perché l'atteggiamento di donare non riguarda solo il mondo della donazione per il trapianto, riguarda un modo di porsi nella società e un modo di porsi nello stare insieme. Su questo, secondo me, noi dobbiamo molto lavorare, avvertendo i giovani che se hanno dei dubbi o se hanno dei problemi di fiducia, in questo momento magari è meglio non scrivere niente piuttosto che scrivere un no, perché poi un no, anche dal punto di vista, diciamo così, burocratico, rimane ed è molto difficile da aggirare. Una non risposta poi invece ci lascia sempre lo spazio aperto per prendere una decisione consapevole che va sempre rispettata, ma che dobbiamo attuare quando saremo pronti, perché è una decisione importante, riguarda il destino potenziale dei nostri organi e tessuti. Questo fatto di una difficoltà al dono credo sia in parte
motivato anche da questo momento storico, è un momento in cui prevalgono certi comportamenti piuttosto che altri. Siamo venuti fuori da una pandemia che ci ha fatto uscire un po' con le ossa rotte, ci ha messo più gli uni contro gli altri invece di farci stringere insieme e reagire in modo il più possibile unito e solidale verso un nemico esterno, e quindi non è semplice. Perdonare, oltre a una grande consapevolezza, ci vuole anche fiducia, e questi sono periodi in cui su questi temi c'è bisogno di tornare a lavorare, io credo. Ha detto proprio bene, bisogna ritornare a lavorare seriamente, perché ripeto, questi ragazzi stanno volando, però io ho sentito tanti di loro che non conoscono e hanno paura, forse hanno anche paura di conoscere chi è, che bisogna parlare, dialogare e capire dove andare a parare. Pubblicità. Siamo con Monica Cardenas, collaboratrice con la LILT, questi tatuaggi specialmente a queste donne oncologiche che riprendono a guardarsi allo specchio e magari a sorridere, a rivedere i lineamenti che avevano prima, è molto importante. E ringrazio anche il dottor Diego Ponzin, Presidente Fondazione Banca degli Occhi, di essere con noi. Allora, qui vediamo delle foto, Monica. Ecco, l'importanza anche di vedere anche non più giovanissime, ma noi ci sentiamo sempre pronte per guardarci allo specchio, ma dobbiamo guardarci bene, se no non ci guardiamo. Esatto. Lo specchio diventa importante, certo, per noi. Io parlo con delle donne che dico: io non mi guardo più allo specchio perché ho paura di guardarmi. Ecco, invece, ecco, la grande tecnologia, la ricerca, certo, la scienza ha fatto passi da gigante anche per queste donne. Ecco che qui vediamo, avere o non avere le sopracciglia è importante, avere o non avere i capelli è importante, ecco, il tatuaggio anche al seno, delle cose meravigliose. Prego, certo, Monica. Allora, mi ripresento, sono Monica Cardenas, sono un'estetista anche oncologica certificata. Niente, ci tengo a dire che l'importanza di la parte del viso è fondamentale, non solo con la parrucca, ma anche con le sopracciglia, perché che sia giovane o che sia di una certa età non cambia niente. La donna, quando si guarda allo specchio, non si sente a suo agio, ha più difficoltà proprio ad uscire di casa. Per questo motivo collaboro con la LILT, con questi trattamenti in cui faccio tutti questi trattamenti gratuitamente. Perciò è tutto gratuito, quello che ci tenevamo anche a farvi sapere. Per cui siamo nell'ospedale di Montebelluna, ospedale di Conegliano, e a Vittorio Veneto, quindi per tutte le ragazze e tutte le donne che hanno bisogno di sistemare dopo appunto la terapia la parte delle sopracciglia, potete chiamare nelle sedi e potete usufruire di questo trattamento gratuito. Sono trattamenti molto leggeri, sono trattamenti con delle tecniche innovative, quindi non c'è da avere nessunissima paura, perché comunque si vanno a fare dei tratti molto naturali, quindi non si va a stravolgere il viso, ma semplicemente si va a correggere la parte che manca della sopracciglia. Molto chiara, grazie Monica. Mentre al dottor Ponzin chiedo perché questo titolo, Il gesto dell'ombrello. Sembra che sia un gesto che forse non vediamo spesso, ma che leggiamo negli occhi quando qualcuno guarda, come ecco, il famoso Minovò combatta. Taccate al tran, le famose frasi venete, ecco, la superficialità nel toccare anche certi argomenti importanti è un momento, è un cambiamento culturale che dovrebbe far riflettere le persone, veramente anche la grande politica, perché è veramente un momento drammatico. Io ho un banco solidale, come voi sapete,
e veramente sono molto preoccupata per questi numeri che crescono di famiglie povere che non riescono a curarsi, specialmente i nostri diversamente giovani. Io sono veramente preoccupata. Io quando vedo che tutto va bene, che non c'è problema, che c'è una ripresa, io sono abituata a guardare l'altra faccia della medaglia e veramente devo dire che se non riescono a porre rimedio a questo divario, ieri ho sentito, ecco, i potenti miliardari, arcimiliardari della terra, pochissimi hanno in mano il mondo per quanto riguarda i miliardi, e l'altra, i 3/4 veramente sta soffrendo. Ecco, qualcosa dovranno fare, pagano delle tasse, abbiamo sentito ieri, almeno io ho sentito, che per loro è come prendere un chilo di zucchero, è una cosa veramente incredibile. Nel silenzio di quella politica che dovrebbe intervenire, dovrebbe investire sulle famiglie, sui giovani, sulla scuola. È là che si deve, sulla ricerca. Abbiamo visto cosa ha comportato, prima il dottor Ponzin parlava della pandemia, se non arrivavano i vaccini cosa sarebbe successo, eppure si ostinano ancora qualcuno a non capire l'importanza e di credere ai ricercatori, alla scienza, ai medici. Prego, dottor Ponzin, il gesto dell'ombrello, ecco, sarebbe da fare più, ecco, sì, mi fermo qua. Prego, dottor Ponzin. Il gesto dell'ombrello è il titolo di uno dei racconti, l'ultimo di questa raccolta, ed è il titolo che ho voluto dare alla rivediamo raccolta anche stessa. il libro, per cortesia, dottor Ponzin, che non ho le immagini, rivediamo il libro perché è anche bella, anche la foto, anche divertente. Ecco, sì, la foto perfetto, è simpatica, perfetto, l'editore simpatica. Castelvecchi ha fatto un buon lavoro. Siccome nel libro a un certo punto, insomma, si accenna ad un fantasma, ma non voglio fare lo spoiler. Il gesto dell'ombrello rappresenta, se vogliamo, un po', è la sintesi del mio modo di scrivere. Io credo che la letteratura debba anche intrattenere e solo intrattenendo comunicare eventualmente eventuali contenuti che così vengono assimilati meglio. Il gesto dell'ombrello è un gesto leggero, sostanzialmente è la metafora del chi se ne frega, che viene applicato a una storia in cui che narra, diciamo, l'ultima parte della vita di un grandissimo filosofo, di una mente sopraffina, che diciamo conclude la sua esistenza in circostanze un po' paradossali, ecco, mettiamola così. E questo genera delle conseguenze perché, insomma, quando una mente importante riconosciuta a livello internazionale lancia un certo messaggio, per esempio il gesto dell'ombrello, questo messaggio viene preso molto sul serio, anche se magari invece ha semplicemente il significato del chi se ne frega. Insomma, ho voluto giocare un po' con il significato e il non significato per cercare di far passare in modo leggero il messaggio che, parliamone si muore, facciamo in modo che non sia necessariamente un problema, stiamo vicini e cerchiamo di non perdere il sorriso, ecco. Grazie veramente, grazie allo scrittore, in questo caso Diego Ponzin, ma noi salutiamo anche, grazie, il presidente, ecco, della Fondazione Banca degli Occhi, ecco, è un fiore all'occhiello che abbiamo qui nel nostro territorio, perciò anche al medico Diego Ponzin diciamo grazie veramente, dottor Ponzin. Sentiamo come ci grazie, saluta. Mirella. Grazie, Monica Cardenas. Allora niente, io vi ringrazio intanto dell'invito, è stato veramente emozionante, molto bello. E niente, aspetto tutti a Conegliano. Grazie. Buongiorno pubblicità. a tutti. Il terrore che si materializza sulla soglia di casa, una pistola puntata alla testa e 3 uomini pronti a colpire. È l'incubo vissuto dalla famiglia Nicolini, nota per l'attività di recupero materiali nella zona industriale di Fontaniva. Erano da poco passate le 19:30 quando una banda ha messo a segno la violenta rapina. I malviventi, con il volto travisato, hanno atteso il rientro a casa della proprietaria e, sotto minaccia dell'arma, sono riusciti a entrare nell'abitazione, immobilizzando e legando la donna. Costretta ad aprire la cassaforte, la vittima ha assistito impotente mentre
mentre i rapinatori si impossessavano degli ori di famiglia prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Mi dispiace perché li voglio bene, siamo vicini, gente che lavora, che cerca di sopravvivere in questo mondo sempre più malato, in tutti i sensi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno ora esaminando i sistemi di videosorveglianza per ricostruire i movimenti del gruppo. Nessun ferito, ma resta lo shock per un episodio che scuote una comunità. Fucilarli, una stretta sicuramente ci vuole. Secondo me la stretta serve soprattutto alle forze dell'ordine di avere il potere di agire in maniera un po' più libera. Come facciamo a sentirci sicuro? Impossibile. Soprattutto per i giovani e anche gli anziani che vivono da soli. Dispiace perché abbiamo una realtà triste, non ci si può difendere neanche a casa nostra, hai paura proprio delle proprie mura domestiche. Essere più severi con la legge, non dico come in America, non arrivare a queste cose drastiche, però essere più severi perché tanto ci prendono in giro. Sicuro proprio no, diciamo, ci vorrebbe più controllo, ecco, più giri che fa, cioè la ronda della polizia o qualcuno che insomma possa controllare, perché ormai si sentono non solo, cioè dappertutto qua, almeno nel Triveneto vedo che il fenomeno è, diciamo, abbastanza frequente, troppo. Veramente è un momento molto pericoloso, drammatico, bisogna stare attenti anche a come ci si muove, sempre antenne alte. Ne parleremo questa mattina col vice sindaco di Mogliano, Leonardo Muraro, Lega. Buongiorno. Buongiorno, ma soprattutto perché Muraro ha capito l'importanza della sicurezza, anche Mogliano è stata colpita più volte con questi furti incredibili, con queste azioni violente. E lei ha messo in campo anche una certa sicurezza, anche con una sicurezza notturna, dove veramente i cittadini almeno sapevano che c'era qualcuno che girava il territorio e che controllava, perché io mi domando veramente se non è il caso che la politica si dia una mossa, perché avete sentito tutti i giorni ormai, a tutte le ore del giorno, siamo in balia di questi delinquenti. Non è più il problema di uscire di casa, il problema è che stare anche in casa, perché arrivano al mattino, al pomeriggio. Prima c'era la sinistra, si parlava prima Muraro, adesso c'è la destra, però i risultati non è che ne vediamo molto, perché le leggi sono quelle, non è che si possono cambiare, però la volontà di cambiare ci potrebbe essere. Prego Muraro. Ci deve essere. Credo che noi stiamo aspettando il decreto sicurezza che è in esame alla Camera, ma anche all'interno del decreto sicurezza sicuramente porterà una maggiore attenzione per quanto riguarda la tutela dei cittadini e gli aspetti penali. Non voglio essere estremista, andare a parlare dall'ICE in America che sta creando tanti problemi, ma che però ha una sua ideologia, una sua correttezza. Ma però penso che in Italia dovremmo avere qualcosa anche noi di più serio, soprattutto nel rispetto dei cittadini, sicuramente in primis, ma delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri non possono essere derisi continuamente da queste persone che o in piazza, e là siamo di fronte a dei fatti di terrorismo abbastanza preoccupanti, ma anche quando il loro lavoro viene poi svilito da parte di una magistratura che applica le leggi, per amor di Dio, applica le leggi, ma arrestano una persona in flagranza di reato, magari picchia anche un carabiniere, dopo 2 minuti viene rilasciato. È una cosa inaccettabile. Su questo credo che il governo deve fare molto di più. Si devono fare delle leggi molto, molto più severe. Nel mio piccolo a Mogliano noi non possiamo, come voi ben sapete, legiferare, per cui dobbiamo applicare quello che la legge ci permette. Io ho voluto fortemente una vigilanza privata di notte che dalle 22 alle 6 della mattina gira per tutto il centro di Mogliano e gira anche per le frazioni. Abbiamo messo oltre 125 telecamere che controllano il territorio. È in fase di applicazione un bando, perché siamo già al bando, per altri 120 telecamere che saranno posizionate
negli intersezioni con sistema autostradale. Mogliano ha anche una fortuna, perché da una parte è una fortuna, dall'altra parte è un po' un problema, perché siamo all'interno del reticolo autostradale, perché noi abbiamo autostrada per Padova, il passante di Mestre per esempio, autostrada per Belluno, per cui siamo in una rete di viabilità molto funzionale per le persone, ma è pericolosa perché vengono là, fanno il furto e poi vanno in autostrada. Allora, abbiamo Lorenzo da Padova, se no mi cade la linea a Murano, ma poi continuiamo. Eccola qua, è caduta la linea, vediamo se riprendiamo Lorenzo, andiamo a vedere anche questa paura derubata in casa a Mogliano proprio, andiamo a vedere. Uno dice, meno male che c'erano dei soldini, perché mio marito aveva il portafoglio con dei soldi e forse ci siamo salvati, che hanno portato via sti soldi, quindi non sono venuti in cucina a farci del male. E basta. Altro non si può dire. Un trauma. Però ragazzi, fate qualcosa. Si spezza la voce a Ivanna Borsato, 77 anni, raccontando del rischio corso in casa sua in via Rimini a Mogliano. Dopo cena, mentre col marito Luigi Cipriano, consulente di infortunistica stradale, guardava la televisione in cucina, i ladri mettevano a soqquadro le stanze al piano di sopra in cerca di soldi e preziosi. E notato dalle scale il giubbotto del marito su una poltrona, sono scesi in salotto a prenderlo, trovandoci dentro il portafoglio. I padroni di casa hanno così rischiato di ritrovarseli di fronte. Del furto si sono accorti quando, nel tentativo di inserire l'allarme prima di andare a dormire, Luigi è salito al primo piano dove il sensore segnalava una finestra spalancata. E mi fa, ma l'hai lasciata aperta? No. Andiamo di sopra e abbiamo trovato il disastro. Disastro per me è stata una roba scioccante. La coppia ha subito allertato i carabinieri. I malviventi, che hanno fatto in tempo a colpire anche dalla vicina 88enne, hanno forzato l'oscuro, praticato un foro nella finestra e una volta all'interno hanno rovistato ovunque, lasciando nelle vittime del furto una profonda inquietudine. Come ha trascorso la notte, signora Ivanna? No, guarda, avrò dormito forse per sfinimento 2 ore, non dico di no. Però mi sembrava di avere gli uomini in camera, non so quanti eri, 1, 3, 8, non lo so. È stata veramente dura, ragazzi. E sono già venuti a rubare qua, però non eravamo in casa. Allora il trauma è diverso. Così lo vivi proprio sulla pelle. Oltre ai contanti, i ladri se ne sono andati con alcuni preziosi, un collier di perle di Ivanna, uno d'oro della figlia, ma per lo più si tratta di monili del valore principalmente affettivo. Mio marito è cavaliere della Repubblica e porta via anche la medaglia. Ivanna ci ha tenuto a raccontare quello che è successo a lei e al marito perché dice bisogna bloccare questa drammatica escalation di furti nelle abitazioni. E io sono stata fortunata perché hanno trovato dei soldi sul giubbotto di mio marito, se no sarebbero venuti giù a magari a far cosa? A bastonarne. A 77 ragazzi, non ne ho 25. Non mi sento vecchia, però neanche giusto prendersi di queste persone anziane che sono in casa e basta. Allora io ringrazio anche Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave, è arrivata anche lei, perché i sindaci sono gli unici veramente referenti che hanno le persone, li trovano per strada, si fermano, perché bisogna anche dire la Prendi verità. parole. Sì, tante. E d'altra parte è l'unica valvola di scarico che c'è, perché la regione non si sa, provincia non si sa come andrà a finire ancora, perché è tutto in alto mare, Roma non ne parliamo, perciò sindaco che ha una patata bollente veramente grande. Però io vi dico una cosa, voi avete, lo dico tutte le mattine, gli eserciti, che sono i cittadini che vi hanno eletto. Voi avete i numeri per arrivare in regione a Roma, perché sapete cos'è la sicurezza e la protezione del territorio, ma siete quelli che ricevono meno di tutto, a parte qualche raro caso di fortuna, magari perché c'è nel cerchio magico a Murano, e ora magari arriva qualcosa. Il famoso cerchio magico. Il famoso cerchio magico della Mirella. Però veramente qui abbiamo una situazione che veramente comincia a preoccupare, la gente ha veramente paura e non può andare, cioè vivere con la paura quotidianamente, al mattino, al pomeriggio, alla sera, quando ormai si ha paura di tutto, è passato questo messaggio. Cosa dice sindaca Susanna?
Allora, che la situazione sia difficile, questo lo confermo, soprattutto nel periodo, diciamo, autunno-invernale, quando le giornate sono più corte e quindi c'è più tempo per i ladri di arrivare in casa. Infatti è dimostrato che l'orario principale dei ladri è intorno, un po' prima che le persone rientrino dal lavoro. E poi quindi è anche facile, come la signora, trovarseli a casa, e questa credo sia la situazione più devastante. Ma al di là dell'aspetto del poter portare via qualcosa, che poi in casa oggi nessuno ha più grandi cose, insomma, forse tranne le grandi ville, no? Le persone che hanno dei grandi possedimenti, ma per il resto in casa si tiene il minimo, oggi si paga tutto col bancomat, quindi non è che vanno a prendere chissà che cosa, ma trovarli in casa è veramente un aspetto di paura, perché non sai come possano reagire. Ad esempio a Musile, un paio di settimane fa, dei ragazzi incensurati con porto d'armi legale, cioè quindi tutto a posto, sono entrati in un tabacchino e hanno rapinato la signora. La signora ha reagito tirandogli addosso tutto quello che aveva a portata di mano. Le persone sono scappate, questi delinquenti sono scappati, hanno però sparato senza colpire nessuno, però cioè, è chiaro che è una situazione che fa paura, perché dici sono entrati in casa con le pistole, ma in casa, in tabacchino, ma la cosa, se vogliamo dire divertente, è che dopo 2 ore queste persone erano libere. E quindi questo vuol dire legittimare un comportamento, perché io credo, uno, a prescindere dal fatto che possa uccidere o non uccidere, o portare via qualcosa o meno, però si è recato in un'attività pubblica, in un orario, erano le 7, su per giù, con una pistola. Quindi è evidente che questo crea insicurezza e crea un senso di disagio nelle persone. Allora, voi fate parte però di un partito importante che è anche al governo. Sì. Adesso in Regione c'è stato questo cambio. Io ho sentito un presidente molto aperto al sociale. Anzi, ieri, non so se sia stata una stoccata, ha detto sì, Olimpiadi, ma che c'è anche le persone da curare, le scuole. Cioè, capisci che c'è qualcosa che va oltre. Questa è una questione di sensibilità, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Ma il problema è, con le leggi che ci sono, adesso sto referendum, io vorrei capire che patata ci hanno dato, non sono capaci neanche a capirsi tra di loro, tra giudici, pensa noi che dobbiamo andare a mettere sta croce, è sempre noi, poi se sbagliamo è colpa sempre nostra, siete stati voi che avete sbagliato. Non è che le cose dovrebbero andare in maniera diversa, sindaci, nel senso che le cose che noi servono non le trattano, non c'è niente da fare. Problemi di sicurezza, ma vi hanno dato più soldi anni che lo dite, mi sembra, no? Sicurezza a 360 gradi, perché vuol dire anche infrastrutture, vuol dire tante cose. Io vedo che siete quelli che ricevete meno di tutti. E allora, come il cittadino a casa si chiede, ma cosa vado a fare a votare? Perché dopo alla fine è questo, no? Vediamo l'astensione che c'è, ma tanto fanno quello che vogliono. E allora questi partiti che sono veramente importanti, che i cittadini hanno delegato e anche con stipendi veramente grossi, ma grossi, sono soldi nostri, perciò la trasparenza su quello che decidono di fare. Io penso che delle volte il referendum andrebbe fatto con i cittadini su quello che serve al territorio, non su cose che le trivelle ci fanno votare, a fine vita no. Che avremo le idee chiare, no? E trivelle, adesso sto referendo sulla giustizia, ma quale giustizia, perché, come? Spiegano, parlano, io quando li sento dico, e alla fine chi c'è che ha capito qualcosa? C'è un tema tanto delicato, la giustizia, i giudici, non giudici. Muraro, ma i temi sono questi? O forse sarebbe il caso di occuparsi di quello che veramente sta succedendo nel territorio, che sta franando, fragilissimo. Cioè abbiamo di tutto e di più, no? Andiamo al referendum per la giustizia, che costa una follia questo referendum, cioè non è che sia a poche lire, chiudono scuole, di tutto. Muraro. È un referendum confermativo perché è già stata fatta una legge. Sicuramente chi non è del settore, chi non segue la politica in maniera abbastanza approfondita,
è un tema molto difficile. Parlando con la classica signora Maria di casa fa fatica a capire questo tema. Lo spiegano anche male, c'è una grande confusione, c'è una grande diatriba fra giudici, una parte di giudici, una parte della politica che ha proposto questo referendum, e sicuramente l'astensionismo farà la parte da leone e vedremo il risultato. Questa sarebbe una innovazione un po' nella famosa separazione delle carriere, che dovrebbe permettere di dare anche all'interno della magistratura delle responsabilità maggiori, con il concetto chi sbaglia paga. Ovviamente non interviene né quello che stiamo parlando sulla sicurezza. Volevo completare prima, Mirella, che ti dicevo cosa sto facendo a Mogliano. A Mogliano, oltre alla polizia privata che di notte opera nel territorio, noi abbiamo investito circa 600.000 euro sulla caserma dei Carabinieri per mantenere 22-23 carabinieri nella nostra città. E sono investimenti che vengono ovviamente tolti da quelli che sono poi dei servizi. È un servizio, va a avere una squadra di carabinieri importantissimo, perché sono molto bravi, però tu devi togliere dei servizi perché i soldi non te ne danno, per cui devi togliere dei servizi rispetto ad altre. Non ti dico il Ministero degli Interni cosa ci paga di una caserma con 22 carabinieri all'anno. Fino al rinnovo del contratto di locazione, fino al 2024, pagavano 2.200 euro all'anno. Tanto per dirne una. Abbiamo una commercialista qua, perciò. Per dirne una. Dopodiché noi lavoriamo tantissimo anche con la polizia locale che sta facendo, però anche noi siamo Mogliano, siamo schiacciati. Ti ho detto prima, il sistema autostradale, Venezia, città metropolitana, arriva l'esercito, per cui c'è un controllo maggiore via Piave, via tutto il centro di Mestre, la manovaglia, fra virgolette, si sposta dove? Si sposta nella realtà più vicina, che è Mogliano. In treno, 5 minuti tu sei a Mogliano. Dall'altra parte abbiamo Treviso e sotto c'è Mogliano, per cui abbiamo una sensibilità maggiore, perché abbiamo delle problematiche maggiori anche. Su questo devo ringraziare sia la polizia locale che i carabinieri, perché stanno facendo un lavoro eccellente anche di prevenzione, però dall'altra parte anche i carabinieri arrestano, sono loro avvocati, arrestano queste mini gang o queste persone che fanno i furti, li portano in caserma, non finiscono per fare neanche verbale, sono già fuori. Questo sarebbe stato un bel referendum. Dobbiamo liberare o dobbiamo tenere queste persone? Bisogna che lo Stato, bisogna che i partiti, oggi siamo un governo di destra, di centrodestra, siamo un governo di centrodestra, ma non dobbiamo aver paura del Vaticano che esiste nel nostro paese. Qui le leggi vanno fatte come vengono fatte in Croazia, in Ungheria e in Spagna. Hanno delle leggi molto più severe nel rispetto dei cittadini. Questa è la cosa più importante. Lorenzo da Padova, ripreso Lorenzo. Vai Lorenzo. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Senta, la chiamavo proprio per questo titolo che vedo, Sveglia Veneti. Veramente dobbiamo svegliarci e sono indignato per quello che succede ogni giorno, per quello che si sente in tutti i telegiornali, e sono indignato per queste rapine che non possiamo, siamo soggetti tutti, non possiamo difenderci. Se ci difendiamo lo Stato non ci aiuta, ma non per colpa dello Stato, ecco, per colpa delle leggi. Sono indignato, sono molto indignato anche per questa ignoranza, e devo dire che per questa ignoranza che girano questi gruppetti di delinquenti, perché non sono ragazzi, sono delinquenti che girano armati di coltello sempre in gruppo, perché da soli sono dei conelli, non hanno il coraggio. Ecco, sono indignato per questi ragazzi, sono indignato per le famiglie di questi ragazzi, che soprattutto dovrebbero essere i primi a dare un'educazione a questi piccoli delinquenti. Le rubo un attimo solo, le racconto quello che è successo a me nel 67, avevo 14 anni, facevo la seconda media. Ho risposto male al mio professore di applicazioni tecniche, che voi sapete di cosa sto parlando, e mi ha fatto una nota sul quaderno. La sera, quando è tornato mio papà a casa che faceva l'autista,
mia mamma non ha firmato, mi ha detto stasera quando arriva papà lo ti firma lui la nota. Stavamo guardando, io ero il fratello più vecchio di 6 fratelli, stavamo guardando il famoso Carosello alle 6:30 di sera. Mio papà ha visto la nota, è venuto vicino a me, mi ha preso per un orecchio, mi ha alzato dalla sedia, aveva ancora i scarponi da lavoro con il carro armato sotto, che voi sapete di cosa sto parlando, mi ha dato 2 calci nel sedere che ho portato male all'osso sacro per una settimana. Allora, ben vengano questi genitori, L'educazione prima deve esserci dalla famiglia e poi anche nelle scuole. Per quanto riguarda il referendum che dobbiamo andare a votare, bisogna votare solo per forza sì. Grazie e vi ringrazio dell'ascolto, grazie anche dei suoi ospiti, buongiorno. Grazie caro Lorenzo, ognuno fa le proprie riflessioni a casa. Sentiamo la riflessione di Silvia Susanna, sindaco di Mosile di Piave, dopo quello che ha detto Muraro e questa telefonata. Allora, rispetto alla sicurezza condivido senz'altro quanto è già stato detto dal mio collega, perché effettivamente noi possiamo fare caserme nuove, possiamo avere dei presidi di sicurezza. Noi ad esempio a Mosile abbiamo una vigilanza privata che paghiamo noi come amministrazione per contribuire a creare quel senso di sicurezza, ma se poi chi commette reati esce e va subito in libertà anche a fronte di una cosa come ho detto prima, cioè di uno che si reca in un negozio con una pistola, cioè è una roba veramente brutta, allora stiamo parlando del niente. Ci deve essere la certezza della pena. Uno sbaglia, si fa il carcere. Le carceri non bastano, se ne costruiscono di nuove. E quelli che provengono da altri paesi e che vengono qui per commettere reati, dal mio punto di vista, vanno immediatamente imbarcati e riportati da dove vengono. Se le persone vengono qui con l'intento di fare bene, di fare il loro lavoro, di contribuire alla nostra società, tanto di meglio, perché ne abbiamo anche bisogno, cioè le imprese si lamentano che fanno fatica a trovare forza lavoro, quindi tanto di meglio. Ma chi viene qua per delinquere deve necessariamente tornare a casa. Riguardo al referendum il tema è complesso, non è il primo referendum, come dicevi tu Mirella, che lascia un po' perplessi, perché a parte gli addetti ai lavori, per gli altri è difficile da capire. È altresì vero che anche queste cose di cui dicevo prima succedono proprio perché c'è una commissione tra pubblico ministero e giudici dove non sempre le cose vanno come devono andare. Quindi dal mio punto di vista, al di là dell'appartenenza politica, io mi sono letta qualcosa, insomma dal mio punto di vista bisogna necessariamente votare sì, però insomma è giusto che ciascuno provi a trovare, il materiale si trova, insomma se uno vuole informarsi il materiale si trova. Difficile da capire. È un po' difficile da capire sicuramente, poi magari abbiamo una popolazione diversamente giovane, non riescono neanche ad operare il cellulare, devo fare lezioni di sicurezza ogni sabato per far capire come operare. Condivido Mirella, però insomma avranno dei figli e dei nipoti, avranno qualcuno che li può aiutare a capire, insomma dai, qualcosa si potrà fare. In ogni caso insomma lasciamo la libertà di decidere. Però, sindaco Susanna, lo dico anche a Muraro. Muraro lo sa perché è stato lui che mi ha concesso questo banco alimentare dentro la provincia, lo dico sempre, e gli orti sociali anche, devo sempre dire grazie a questo uomo che ha capito l'importanza della solidarietà. Però io quello che vedo, e lo dico a voi ma lo dico anche a casa sempre, è che io cerco di aiutare anche le persone in difficoltà in qualsiasi colore abbiano, non guardo il colore, guardo il comportamento. Allora io non posso vedere questi ragazzi con dei muscoli così, ok, 18, 20, 22 anni, chiusi su delle stanze perché non hanno il colore giusto. E adesso andiamo a colore. Ma non è il caso di vedere chi ha voglia di lavorare e chi non ha voglia di lavorare? Io chiedo, ma cosa sai fare? L'ho detto anche qua davanti. Uno mi ha detto il saldatore. La Madonna, come il saldatore ho detto io. Raro, ma dov'è che cercano i saldatori? Appunto. Sei sicuro? Sì, ma lo sai fare? Sì. Ma hai mandato mail? Sì. Risposte? Zero. Aspetta, Confartigianato. Mi è capitato, è impossibile. Guarda qua, mail. Eccola qua. Cioè, capite che non può funzionare così. Cioè, noi facciamo vedere una cosa, no. Chi sei? Hai voglia di integrarti, come dici, ti faccio lavorare subito, abbiamo bisogno, abbiamo necessità, ma dobbiamo dare anche una certa dignità, non possiamo trovarli
come abbiamo visto dai servizi che abbiamo fatto in quelle condizioni, con un lavoro pagato pochissimo e una vita incredibile. Ma è possibile vedere, scusate sindaci, dei ragazzi fuori dalla prefettura distesi, senza scarpe, senza pantaloni, senza niente, con delle coperte? 7. Cioè, volete dirmi che a Treviso, con tutto il mondo del volontariato che c'è, una telefonata bastava? Siamo tutti strapieni di roba che non possiamo più ricevere da tante cose che abbiamo, perché tutti gettano, ma roba bella. E li troviamo perché non c'è coordinamento. Nessuno ma forse se siamo qui del volontariato, prima di vedere, perché fa brutto anche alla città. Fa degrado. Fa degrado. Ma come siamo? Capite che io non ci sto a dire sei un delinquente via, ma se hai voglia di integrarti, di lavorare, perché ce ne sono tanti. Io ho imprenditori che dicono io ho dei lavoratori meravigliosi, bravissimi. Cioè, non è che possiamo sempre fare di tutta un'erba un fascio. Dobbiamo capire, intanto iniziare a farli lavorare, che ne abbiamo bisogno, e cercare di scremare, come con i ragazzi, i bravi e i cattivi. I cattivi vanno presi e portati da un'altra parte, non lasciati là. In Vanno portati, bravissimo. In Albania. Bravo. Facciamo fa un giretto? No, Facciamo fa un giretto? È tutto vuoto là in Albania. Giulia da Venezia, poi sentiamo cosa mi dicono i sindaci. No, perché bisogna anche parlare chiaro qua, sì, ho capito, ma finché aspetto il cartello, quei muscoli così, e dietro l'angolo ma ritrovo che magari a Bustina arriva veloce e presto. Quello okay? è il problema. Andiamo con Giulia, vai Giulia. Sì, Mirella, ciao, buongiorno a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, io vorrei dire una cosa a riguardo dei sindaci. Perché Mirella? È inutile lamentarsi in televisione, ma i sindaci hanno un grande potere. Possono andare a Roma a dire vogliamo soldi, se no vi mettiamo qua le fasce. Venite voi a governare il comune. Perché Mirella, io ho letto che nel 2020, fino adesso, nel 2020, le spese militari per comprare armi sono triplicate, anzi quadruplicate. Allora è inutile che si lamentano in televisione, vadano a Roma e battano cassa, lasciano là le fasce se non sono contenti. Perché i soldi ci sono, Mirella, e devono tirarli fuori. Ci sono i soldi, Mirella, perché guarda in Italia cosa sta accadendo. Scrotta giù tutto, case, abbiamo bisogno di sistemare il territorio, ma siccome non ci vengono a dire la verità quelli di Roma perché sono dei mentitori, allora i sindaci facciano quello che devono fare. Perché se vogliono hanno un grande potere. Ecco, allora Mirella ti ringrazio per quello che fai tu Mirella. Ecco, e a riguardo il referendum Mirella vorrei dire anch'io una cosa, che se potessi farei 10 no, perché le cose bisogna spiegarle, capirle bene, leggere, ascoltare quelli che parlano, e allora capiamo che la verità non ci viene detta. Ti saluto Mirella, grazie e buona giornata a tutti. Ciao. Grazie, l'importante è ognuno che faccia le proprie riflessioni, l'importante è capire veramente cosa si fa. Ecco, rispetto a queste telefonate vediamo che la gente è attenta, però sono anche diversamente giovani, sono vivi, hanno voglia di dire la loro, poi ognuno appunto con le proprie riflessioni. Però sindaco, io le lo dico qua perché è arrivata una telefonata in diretta da una persona che abita proprio nel suo paese, dove ha chiesto aiuto alla Mirella, poi le dirò anche chi. Bene. Però io ho parlato molto chiaro, ho detto guarda che non sono un bancomat e finché non parlo con la sindaca e capisco bene la situazione, perché lei continuava a chiamare, a telefonare anche alla sede sopra, ho detto io non ne vengo fuori, ho promesso che parlerò, lei qui questa mattina, il problema è conoscere il territorio. Io ho chiesto ai sindaci, e lo dico anche a voi, e l'ho fatto anche col sindaco di Ponzano, di fare un censimento
su quelle che sono le persone che vivono nel territorio, specialmente le fragilità. Siccome i servizi sociali lo sanno, e lui mi ha ringraziato, l'ha fatto perché ha detto: non avrei mai pensato di conoscere certe situazioni, pensavo di avere sotto controllo la situazione, invece avevi ragione tu, ho capito l'importanza di andare a vedere chi sono. E questo io lo vedo dal Banco Solidale, per questo ringrazio sempre Muraro, perché là arrivano le fragilità, però non arrivano i politici, mai nessuno che venga a vedere chi sono, di cosa hanno bisogno, ecco, e sono persone per bene, sono i nostri anziani poi alla fine, quasi sempre, o famiglie anche per bene, ma che non ce la fanno con gli stipendi che hanno. Ecco, la borsa della spesa è diventata importantissima, visto cosa vuol dire andare dal fruttivendolo, però non vedo questa volontà, Sindaco, di capire veramente la fragilità, se la posso aiutare, se posso chiamare il mondo del volontariato per farmi aiutare e vedere se arrivo. Non c'è questo collegamento, ma come tante associazioni, io invito tutte le associazioni, non siamo mai chiamati da nessuno. Allora, se fai parte, ecco qua Muraro, del cerchio magico, dice 3, sempre qui. Loro se la fanno, se la godono e gli altri dicono: e noi Mirella, ma come siamo iscritti a RUNTS, possiamo dare un bel supporto, siamo volontari, non chiediamo niente. Capite che non può più funzionare così, perché le criticità aumentano. Il mondo del volontariato c'è, anche se siamo con le spalle al muro, perché paghiamo per fare i volontari, cioè non so se qualcuno si rende conto, e voi siete in grande difficoltà. Non è il caso di unire le forze e di vedere chi c'è nel territorio e come mi può aiutare. Ecco, io ho citato questo perché è successo davanti, e siccome so che con lei posso parlare, ma lo dico anche agli altri sindaci, bisogna vedere le realtà. Il medico di famiglia che non ha l'elenco delle associazioni di volontariato, ma io non so, ma lo devo dire io. Cioè dicono: Mirella, se io ho bisogno non so a chi rivolgermi, non ce l'abbiamo, farmacia non c'è. Dove troviamo le associazioni? Dei servizi sociali che chiudono il venerdì pomeriggio? Sindaca Susana, poi sentiamo Muraro e anche rispondiamo alla nostra Giulia. Premesso che la signora, dopo ne parleremo, forse rappresenta uno di quei casi, ad esempio, che non si rivolge ai servizi e cerca aiuto non perché non sia a conoscenza della possibilità di accedere a questi servizi, ma perché magari non è convinta che il comune possa aiutarla, è convinta che magari ci siano dei meccanismi complessi tali per cui non si riesce ad avere l'aiuto. Mi è capitato parecchie volte di cittadini che si sono rivolti direttamente, ad esempio, al Presidente Zaia, poi il Presidente Zaia mi ha chiesto conto e abbiamo verificato che queste persone non si erano mai rivolte ai servizi. Quindi anche in questo caso si tratterà di vedere effettivamente la situazione e di cosa stiamo parlando. Noi abbiamo una rete di solidarietà che utilizziamo al 100%, perché anche da noi c'è l'Emporio Solidale, sappiamo esattamente quante famiglie si rivolgono all'Emporio Solidale e sappiamo che la situazione è particolarmente critica, nel senso che oggi il costo della vita è elevato e far la spesa, soprattutto se ci sono 4 persone, magari anche con figli adolescenti che sappiamo, insomma, i costi, esatto, non riescono ad arrivare a fine mese e quindi c'è bisogno di un aiuto. Conosciamo le fragilità del nostro territorio, ce ne sono sempre di nuove. Ci sono tanti anziani, ma più che altro gli anziani si rivolgono per un problema di aiuto, diciamo, dal punto di vista psicologico. L'anziano è rimasto solo che non sa cosa fare. Sindaca, la fermo un secondo, se non mi cade la linea. Abbiamo Mattia da San Stino di Livenza. Ciao Mattia. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, intanto senz'altro lunga vita alle realtà e le attività associative, perché sono una delle cose più importanti del territorio e se non ci fossero le associazioni, soprattutto di volontariato, le cose sicuramente girerebbero molto peggio. Dopodiché io mi permetto solo di fare una piccola osservazione, perché adesso è giusto che voi andate avanti a parlare di altri temi, visto che si tratta comunque di un rotocalco che deve parlare di diverse situazioni. Io non ho visto in studio e non vedo in studio però questa mattina un contraddittorio, visto che si parlava prima del referendum, e ho sentito associare un po'
il tema del referendum alla questione della criminalità, dei furti, non ho sentito parlare di omicidi, però alla fine si parla comunque di queste tematiche. Sarebbe anche giusto dire che quello del referendum non ha assolutamente niente a che fare con queste cose della certezza della pena e lo sappiamo benissimo tutti quanti che le cose non stanno così. Si tratta di casi limitati e sporadici e ecco, io mi sentivo di dire questo. Io non vedo in studio da voi un contraddittorio, dopo è giusto che le telefonate vengano accettate, io vi ringrazio e non ho altro da dire, ecco, se non augurare un buon lavoro a tutti quanti. Va bene? Grazie Mattia, eccomi là per dirti che il contraddittorio lo faccio tutte le mattine, perché siccome non posso invitare tutti, anche bisogna vedere anche quando sono liberi e disponibili, però ieri abbiamo parlato proprio di quello che dici tu e ecco, penso che sia tutta la settimana che ho avvocati proprio per capire, anche far capire a casa, poi ognuno con le proprie riflessioni, cos'è questo referendum. L'ho fatto tutta la settimana, guarda Mattia, e per me anche questo contraddittorio. Certo che non posso farlo tutte le mattine perché bisogna vedere anche la disponibilità degli ospiti, però ti posso assicurare che tutta la settimana con gli avvocati, con i giudici ho fatto questo. Detto questo continuiamo allora Susanne su quello che era il tema e di cui parlavamo prima, prego. Sì, allora le fragilità ci sono, come abbiamo detto, e queste associazioni sono indispensabili per poter rispondere laddove l'amministrazione non riesce a farlo attraverso i contributi che riceviamo. Prima la signora Giulia ha detto, beh, ma voi sindaci prendete la macchina, andate a Roma, lasciate giù la fascia e chiedete quello di cui avete bisogno. Beh, non funziona esattamente così, nel senso che noi con le nostre associazioni, anche con l'ANCI, manifestiamo quelle che sono le nostre criticità e le nostre intenzioni. Poi la coperta è sempre quella, cioè non è che si può andare al governo e dire date ai comuni, insomma bisogna fare i conti con quello che c'è. Non è una situazione facile e non basta andare lì a portare la fascia, bisogna cercare di fare con quello che si ha, facendosi aiutare dalle associazioni e soprattutto stando vicini alla gente, perché poi il bisogno, al di là di tutto, è anche questo, cioè quello di stare vicini alle persone ed ascoltare, perché se manca questo, manca tutto il resto, credo. Sì, ma voi non lo potete fare, sindaco, non siete in grado di farlo, avete talmente tanti impegni e veramente io mi domando che se non ci fosse il mondo del volontariato voi non fareste niente. Parliamo delle pro loco, parliamo di tutto quel mondo che la protezione civile, ad esempio Murad, la protezione civile, no scusate, ma la parola è protezione civile, ma perché non la mettiamo in campo adesso con tutti questi furti? Non devono mica girare con la pistola, devono solo controllare il territorio. Ma è possibile che io veda la protezione civile quando un fiume esonda alle sagre e resto? Cioè protezione, no, non possono farlo. Ma come non possono farlo? Ma se è la parola stessa, protezione civile, cioè non è che dobbiamo cambiare anche, come dice il professor Gerosa, a piramide, girarla e vedere veramente di dare un aiuto, perché cioè, qui i furti aumentano, le leggi non cambiano, le forze dell'ordine non hanno i numeri, cioè noi cosa facciamo? Cioè, chi è che ci protegge? E giustamente la sindaca dice non è facile dire come fa Giulia, ma provate a farlo. Provate una volta tutti quanti uniti a dire ecco qua, arrangiatevi voi adesso, non avete i referenti del territorio, li avete? O no, li abbiamo in Europa. Questi devono anche dare trasparenza su quello che fanno, perché voi non potete continuare veramente a barcamenarvi con un groviglio di cose, di impegni, di oneri. Dovete fare le strade, le infrastrutture, le scuole, l'ascolto, ma cioè i banchi, cioè, ad esempio i banchi alimentari, ma che cavolo è che c'entra il sindaco col banco alimentare? Cioè ogni sindaco deve avere il banco alimentare, dopo devo fare il giro delle 7 sorelle perché un sindaco mi dà il zucchero, quell'altro mi dà... Cioè non funziona così, sindaci, non può... Ci sono i banchi alimentari, ce ne sono, che devono fare questo. La Croce Rossa non deve far più il banco alimentare, Muraro, deve fare formazioni con gli infermieri, con i giovani. Ma cosa fa il Banco Solidale a Croce Rossa nel 2026? Cioè capite che... Parliamone, c'è un disordine, legislativo, c'è un disordine l'ULSS che fa l'ascolto, ma cosa c'entra l'ULSS con l'ascolto? Mi domando, che fra poco viene tolto anche il sociale, l'ULSS fa l'ascolto con gli educatori,
Ma io non so, ma hanno capito qualcosa questi oppure Ilse sua luna ancora che gira per trovare Marte? C'è un disordine legislativo in tutto questo. È vero che la protezione civile con le ultime normative, per esempio, non potrebbe neanche andare alle sagre. Non posso neanche andare alle sagre a dare una mano, non so, per il parcheggio, perché gli hanno affidato dei compiti ben specifici e rischiano se fanno delle azioni diverse. Ma la madre di tutte le battaglie, secondo me, quando si parla di denaro, l'ha colto prima la signora dicendo dei soldi, noi ricordiamoci che mediamente all'interno della NATO lo Stato italiano pagava l'1,2% dei famosi 5% che dobbiamo dare alla NATO. Trump ha imposto di arrivare al 5%, per cui del nostro PIL noi dovremo dare il 5% e stiamo in maniera graduale arrivare al 5% per pagare la NATO, che sono miliardi, miliardi, miliardi di euro. Se poi pensiamo che l'esercito europeo, 500 miliardi che noi dobbiamo assieme agli altri finanziare per la costruzione di un esercito europeo, si vede che tutti questi soldi vengono tolti, cioè i soldi, non è che c'è una macchinetta che fa i soldi. Basta dire anche di no, però delle volte Murano. Ma però non viene detto di no, non viene detto di no. Allora, dove tolgono questi soldi? Li vengono tolti dai servizi che poi sono deputati ai comuni sostanzialmente. Abbiamo Chiara da Venezia, poi continuiamo, se lo cadono le linee, dopo loro brontola. Vai Chiara! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi sindaci presenti. Volevo fare una domanda e chiedere loro come intende il Comune valorizzare e supportare le persone più fragili come gli anziani e coloro che vivono con le disabilità e quali misure concrete intendono prendere per garantire che abbiano accesso ai servizi e alle opportunità che il Comune offre. E poi volevo dire una cosa alla sindaca senza volerla contraddire, però lei prima ha citato Zaia e tu sai quante volte anch'io ho scritto a questo Presidente per dirle che anche io mi sono rivolta al Presidente per dirgli i problemi che c'erano, diciamo, alla fonte per le persone diversamente agili e quelli che sono propriamente gli aiuti economici con degli ISE che sono fissati a dei tetti di reddito che fanno ridere, come già ti ho detto, e il Presidente ha inoltrato la mail agli assistenti sociali del comune dove risiedo, i quali assistenti sociali hanno fatto il loro compito, cioè verificare con la SVAMA, con l'ISE, eccetera, eccetera, però poi il tutto si è concluso con il dire che non ho diritto a niente perché appunto l'ISE è superato. Quindi in questi casi qua, se io sono una persona diversamente agile, ho bisogno comunque di un supporto, per esempio dello psicologo, e la sanità non garantisce più niente, ho bisogno di curarmi, è vero che prendo uno stipendio, ma se questo stipendio non mi permette di curarmi come Dio vuole, che cosa devo fare? A chi mi devo rivolgere? E ringrazio Dio anche delle associazioni presenti nel territorio, perché per esempio, ti dico, per fare una carta d'identità in cui è bello sì che la tecnologia ti consenta di prendere un appuntamento con il computer, ma sapete gli anziani che non sono in grado di farlo, quante arrabbiature si prendono e poi vanno agli sportelli e vengono rimandati a casa perché non hanno la possibilità di prendersi un appuntamento, bisogna chiamare dei numeri e questi numeri talvolta non rispondono. Ecco, vi ringrazio per ciò che vorrete dirmi. Ciao Mirella, a presto. Ciao cara Chiara, ecco questa è una persona diversamente agile con tanti problemi, ecco Muraro lo sa perché ne stiamo seguendo una assieme a Mogliano, ecco dove è venuta questa persona che voi l'avete sentita, cara sindaca Susanna ha detto io nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9, in realtà non ne ho neanche una, se non fosse per il banco alimentare io sarei morta, nessuno mi aiuta, ho l'amministratore di sostegno che non vedo mai,
L'assistente sociale cambia, perciò devo aspettare, poi non conosce la mia storia, mi danno appuntamenti e io mi sono rivolta, e lo sa Muraro, perché queste fragilità vanno aiutate. Questa è una persona che è venuta qua che ha tentato 2 volte il suicidio, cioè ma cosa stiamo aspettando, Muraro? Che l'amministratore di sostegno si decida a fare quello che dovrebbe fare? Brava, tu hai detto che anche qua è sempre una questione di legge, che chi può intervenire? Quando il giudice definisce che c'è una persona di sostegno, un amministratore di sostegno, è difficile interferire con queste posizioni. Io mi auguro che la rivoluzione copernicana che stiamo facendo, che sta facendo anche il nostro nuovo governatore Alberto Stefani, soprattutto nel sociale, che sta cercando di portare i 8.800 appartamenti per le persone più fragili, la rivoluzione per quanto attiene gli ATS, i nuovi ambiti territoriali sanitari che toglieranno degli spazi ai comuni, ma però giustamente, perché un comune come Mogliano con 9-10 assistenti sociali è una cosa, se noi prendiamo Porto Bufalè non è che abbia lo stesso numero di persone a disposizione del sociale, per cui creare un'area di coordinamento dai più servizi, soprattutto i comuni dove ci sono meno popolazione. La fusione dei comuni dovrebbe Io mi auguro che questo possa portare veramente un beneficio per tutte quelle persone di cui hanno bisogno. Poi è pur vero che noi abbiamo, è sempre là si ricade, noi abbiamo delle norme. Queste persone la signora che parlava adesso, noi abbiamo delle norme dove il comune può interferire, può agire di fronte a delle situazioni l'ISE. Questa ISE. Cosa vuol dire? L'ISE, cosa vuol dire? È la ricchezza di una persona. Sì. Lo Stato ha definito che una persona in base all'ISE è ricco, è una persona che può farsela da solo o non può farsela da solo. Se noi comuni interveniamo con una persona che ha un ISE superiore a quello che è definito di legge, è un danno erariale che facciamo, non è che si possa fare. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, dottor Muraro e sindaca Susanna, io devo guardare la proporzione di difesa e offesa in quei momenti e tirar fuori la bilancia mentale per vedere chi deve agire per primo, se il ladro o io. Quando uno entra nel perimetro di casa mia è già reato. Le telecamere servono, dottor Muraro, però a quelli non bardati, perché se hanno la maschera non puoi neanche sapere chi sono, e quelli che li prendono vanno in caserma, danno i loro dati e sono liberi di nuovo. Ma chi deve cambiare questo sistema? Me lo domando da anni, perché io devo chiudermi in casa, dottor Muraro e sindaca, alle 7 di sera, e per fortuna abbiamo l'allarme che attacca anche quello. Ma si può vivere così, dottor Muraro? Si può vivere così? Le telecamere servono solo a quelli che li vedi in faccia, e poi li prendono, come ho detto prima, porta in caserma, fai la firma e sono fuori subito. Vi ringrazio. Oh, mi fa piacere perché è da una settimana sempre che io ricevo non so quante telefonate da Mantova, chiamano dappertutto. Se ne avessi trovato uno che ha parlato di bombe, di armi, di guerra, tutti sanità, salute, sicurezza, scuola, studenti, giovani. Io ho solo ricevuto, e sì che qua ne arriva telefonate, non so a fine settimana quante ne arrivano. Cioè, allora capiamo che non sono questi i problemi che vogliono le persone, ma a Roma riescono a capire sta roba o no? Cioè, sti miliardi, no, guardiamo sto servizio perché voglio farvelo vedere, andiamo a vedere cosa è successo su questa manifestazione a Cortina, andiamo a vedere.
I cerchi olimpici, le transenne che circondano l'arena, lo spiegamento ingente di forze dell'ordine, gli ultimi lavori febbrili in vista della cerimonia che accenderà i riflettori del mondo su Verona. Tutto pronto quasi per il grande spettacolo di chiusura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina in programma domenica alle 20, con l'arena pronta ad illuminarsi per il grande show da miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Il listone è già pieno di gente. Piazza Brasi offre ai visitatori con un volto inedito, sicuramente blindatissimo, anche se la lista definitiva delle autorità e leader politici che saranno presenti è ancora avvolta dalle incognite. Sicuramente ci sarà la premier Giorgia Meloni, mentre non c'è nulla di certo sulla partecipazione di Donald Trump. La sua presenza potrebbe essere condizionata dal risultato delle gare di hockey. Se la squadra statunitense dovesse andare in finale, il presidente degli USA potrebbe assistere alla partita domenica pomeriggio a Milano e poi trasferirsi in arena alla sera per la cerimonia di chiusura. Eventualità che ovviamente richiederà l'adeguamento del piano di sicurezza già ai massimi livelli. Intanto oggi è stata presentata la contromanifestazione organizzata dalla rete di associazioni Olimpiadi No Grazie Verona, con un corteo che domenica dalle 15 attraverserà la città da Porta Palio a Piazza Sacco e Vanzetti per denunciare le ragioni della contrarietà ai giochi. Lo spreco che c'è stato, sono state vendute come Olimpiadi sostenibili, quali non sono stati spesi mi pare 7 miliardi, ci sono lavori che finiranno non so se 2030-2033, era la cosa che insomma ricordano tutti, cioè Torino sta ancora pagando le Olimpiadi invernali del 2006, Verona e l'Italia chissà quando finirà di pagare queste Olimpiadi. Sarà una manifestazione pacifica, annunciano gli organizzatori, ma si teme che possano infiltrarsi dei violenti. Noi non abbiamo nessun sentore che ci siano invece situazioni di pericolo da questo punto di vista. Ci auguriamo che ci sia una grande manifestazione pacifica con la partecipazione di tanti, perché le cose da dire sono molte e credo che alla fine trovarci a dover pagare debiti di questa natura quando invece ci mancano i soldi per le pensioni, per la sanità, per le scuole e per lo Stato sociale, francamente ci pare una contraddizione che sia insanabile. Nadia, vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo dire sulla sicurezza. Ieri sono andata a un supermercato che non faccio nome. Sugli scaffali ho trovato fermo un anziano con una confezione, un coltello, avrà avuto la lama lunga 20 centimetri e mi ha fermato. Mi ha detto, avrà avuto sui 80 passanni e mi dice, signora, cosa ne dice di questo coltello messo qua nei scaffali e può comprarlo chiunque? Anche queste cose dovrebbero essere evidenti perché può comprarlo chiunque. E dopo sono armati. I coltelli vanno venduti nei negozi di coltelli, nelle armerie, ma non nei supermercati. E dopo volevo dire per il referendum, io non ci ho capito niente di niente. E non so neanche se vado, perché cosa vado a fare? Cosa voto? Sì. Voto no, che non so neanche per cosa. Ci sono altri referendum che dovrebbero essere svolti per i nostri bisogni. E dopo volevo dire, quando siamo entrati in Europa, chi è che ci ha fatto fare un referendum? Ci hanno chiesto qualcosa? No, hanno fatto quello che hanno voluto. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia, prego Sindaca Susanna, come sente le telefonate? Sono telefonate che vanno sul concreto, quello che serve, quello che non serve, cosa ne pensano le persone. Prego Sindaca. Ma allora partirei da Milano Cortina e da questo evento così importante che stiamo vivendo in questi giorni.
In questo caso sicuramente ci sono, diciamo, i manifestanti, ci sono per qualunque tipo di situazione c'è qualcuno che manifesta e qualcuno che ha qualcosa da dire. Io sono stata a Cortina a vedere, perché volevo vedere con i miei occhi quello che stava succedendo, e ho visto, ho respirato un'aria bellissima con ragazzi di tutte le nazioni, con le loro belle divise, sportivi, che erano lì per fare una competizione. E io credo che anche questo, cioè trasmettere i valori dello sport, e ne abbiamo visti tanti in questi giorni, sia una cosa importantissima anche per la società. Poi comunque opere ne sono state fatte, è ovvio che alcune magari non si è riusciti a completarle perché insomma il tempo passa velocemente e a volte, noi lo sappiamo bene, la burocrazia, i tempi non sono sempre rispettati, però le opere, anche se non sono finite, sono in avvio e porteranno benessere. Cortina qualche anno fa e prima di queste Olimpiadi era una città che stava invecchiando. E noi viviamo di turismo, il nostro paese è un paese che vive di turismo, quindi dare una svolta, dare un impulso per riportare, per ricreare, c'erano alberghi fermi da anni, magari anche con litigi, dissidi familiari, finalmente è arrivato il fondo che intendeva investire per le Olimpiadi ed è stato recuperato. Io credo che superare anche il degrado delle città investendo e vedendo delle cose nuove sia una cosa che fa bene al nostro territorio, porta comunque ricchezza perché ci saranno turisti che sceglieranno Cortina in futuro a prescindere dalle Olimpiadi. Quindi di tutte le cose bisogna vedere, in tutte le cose ci sono degli aspetti negativi, però ci sono anche degli aspetti positivi. Da me a Musile è passata la fiaccola olimpica, è stata una grandissima festa che è stata accolta e può sembrare una banalità perché uno dice ma con i problemi che dicevamo prima, sicurezza, i ladri e tutte le situazioni, sta fiaccola cosa ci porta? Ci porta comunità, perché anche il senso di condivisione, il fatto di voler essere partecipi di un evento fa bene alle persone. Poi condivido che ci sono problemi da affrontare, mi piace molto, mi è piaciuta molto l'idea del Presidente Stefani di dividere l'aspetto sanitario dall'aspetto sociale, perché vuol dire che si vuole concentrarsi sull'aspetto sociale che è sempre un'emergenza importante dei nostri territori. Nel mio bilancio il 32% viene investito in sociale, quindi vuol dire che l'emergenza è questa qua. Però insomma non disprezziamo anche le cose belle che vengono fatte perché altrimenti poi insomma a me non sembra, non bisogna sempre vedere tutto negativo. No, non è questione di negativo, Sindaco, insomma, è questione di guardare la realtà. Mancaria che ne fosse anche becco quello che ci costa, cioè mancaria anche quello che fosse anche diventare brutte. Ma non è e cosa evento. Rimarrà? Perché noi non sappiamo niente cosa rimarrà. Io ho avuto il presidente dei trasportatori, un rappresentante dei trasportatori, che ha detto, qua davanti, era seduto dove è seduto il sindaco Muraro, a noi trasportatori queste infrastrutture non serviranno a niente. A noi non serviranno a niente. L'ha detto qua davanti, non so, lui fa il trasportatore, rappresentava i trasportatori. Allora, se qualcuno ci spiegasse perché hanno fatto queste infrastrutture, dove io sindaci del territorio, di quel territorio, che si lamentano, che non sono stati coinvolti, che non hanno fatto le cose che avrebbero dovuto fare, capisce bene che da Olimpiadi sostenibili, come era stato venduto il pacchetto all'inizio, a diventare Olimpiadi da 10 miliardi, che poi alla fine chi è che pagherà vorremmo anche capirlo, perché sono soldi pubblici, anche soldi pubblici, cioè non va bene. La trasparenza dovrebbe essere chiara. Perché queste opere? Perché decido di fare questo? Per fortuna che Gane Vegami, dico sempre che Zayag ha fatto i riti sciamanici perché arriva a neve, perché era un pericolo pubblico numero 1, la neve, se non arrivava. Abbiamo fatto una bella figura, però perlomeno... Manca altro che non avessimo fatta a Muraro, se voglio parlare di 8-9 miliardi di euro, ragazzi, Mirella, non mica io credo... le bruscoline. Aspetti perché abbiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Sì. Ciao Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Allora, io sono nata a Mogliano e nel 78 mi sono sposata e sono venuta qua a Riese Pio X, però quella cittadina là è molto bella. Ho tanti bei ricordi, ecco. E insomma, quello che dico, io abito qua a Riese, ho 74 anni, però guarda, è una tristezza assoluta, perché il paesino è piccolo. Allora, al parco ci sono tutti stranieri, vado di là, tutti stranieri. Insomma, è di notte, io quando dove abito ho tutti stranieri dove abito. Ecco, l'unica italiana sono io che abito. E di notte
che ti spengono le luci dei contatori, devo andare giù a mattina e devo avere la pila sul comodino perché gli altri fanno scherzi, ma non si può vivere, e dopo vanno in casa degli anziani che dormono tranquilli, ma non si può andare neanche in cimitero, ma è una cosa assurda. Grazie cara Mirella, questi sono i nostri diversamente giovani, queste Però Mirella, fragilità. sul discorso delle Olimpiadi, no? Dai. Perché io credo che i conti si fanno alla fine. Sono costati tanti soldi. Io mi ricordo quando è stato fatto Italia 90 di campionati di calcio. Italia 90. Se noi guardiamo quello che è stato fatto dall'allora ministro Gianni De Michelis a Venezia, le tangenziali, l'accesso agli aeroporti, sono tutte infrastrutture che adesso permettono una sostenibilità per il nostro territorio. Cortina aveva ed ha ancora, benché in parte siano stati fatti due tunnel per tagliare ma ancora il problema della viabilità. Allora, al giorno d'oggi, quando noi non riusciamo a trovare il problema della scorrevolezza delle macchine, il turista fa fatica ad andare là e rimangono un turismo di elite, per poche persone e non per vivere, dare la possibilità a tante famiglie, tante persone di poter vivere la bellezza delle nostre Dolomiti, che sono parco dell'UNESCO, per cui abbiamo delle bellezze naturali che ovviamente è giusto che siano possibili usufruirle e vederle da tante persone. La nostra diversità è che Cortina sta soffrendo di essere un comune all'interno di una regione ordinaria, perché se io faccio il famoso passo Misurina, mi trovo a San Candido, dove è, come vedete, il giorno e la notte. Il giorno è a San Candido, dove ci sono opere, qualità di vita, servizi, accoglienza diversamente maggiori rispetto a anche Cortina. Non parliamo di Auronzo, perché Auronzo poverino ormai sta lo so, morendo, o i sindaci, per quello dico. ma perché sindaci. è il problema che noi siamo una regione scusa, Muraro, ordinaria. ferrovia, però la ferrovia no. La ferrovia. Allora, no. quando vengono tutelate le Dolomiti attraverso il patrimonio dell'UNESCO, come le colline del Prosecco, ci sono delle normative che per fare opere pubbliche, se prima nella nostra burocrazia era un anno, con il patrimonio dell'UNESCO è molto difficile poterle fare, perché l'UNESCO in pratica, non dico sclerotizza, ma però vincola per il mantenimento di quello che è un'area. Io sono sicuro che però bisognerebbe fare anche un altro ragionamento. Nel momento in cui noi abbiamo valorizzato i nostri luoghi, Cortina in maniera un po' meno rispetto a Milano, cioè tutto l'aspetto di altri luoghi, in Trentino hanno fatto eccellenze con le Olimpiadi, ma noi abbiamo valorizzato un altro patrimonio nostro, che è l'alimentazione, i nostri prodotti tipici, che benché Trump mette i dazi, i nostri prodotti tipici con questi eventi vengono reclamizzati a livello mondiale, e questo bisogna capire il business di ritorno complessivo, non solo focalizzato all'evento. I conti li faremo dopo. I conti li faremo dopo. I numeri li leggeremo dopo, ma assieme con la commercialista. Io sono sicuro che sarà un budget dopo, positivo. Muraro, vedremo i numeri, vedremo la trasparenza dei numeri, quello che è arrivato, quello che siamo riusciti a vendere, che venderemo e quello che pagheremo noi, caro Muraro. Se aspettiamo, ma pagheremo molto meno di fare l'esercito europeo. Io sono contrario all'esercito europeo nel 2026 stiamo ancora parlando di arricchire quei pochi che producono armi, non è possibile. Roberto Laschio devo salutare perché siete tantissimi. Vai Roberto. Sì, ciao a tutti. Prego. Niente, volevo dire una cosa dei signori che sono in studio. Quando si parla di problemi che alcune manifestazioni lasciano dei debiti a noi cittadini, loro cercano sempre di evadere con il discorso nelle cose belle, però effettivamente il problema che lasciano è i soldi pubblici che devono essere impiegati per pagare questi debiti.
E ho sentito ieri, stavo guardando la manifestazione di pattinaggio veloce su ghiaccio, che l'impianto fatto nuovo, non so se è a Milano, vicino lì, insomma, dopo le Olimpiadi verrà chiuso. Quindi questo è un altro spreco. Diciamo che dopo ci resta sempre a noi i debiti da pagare per qualsiasi cosa. È logico che i mondiali di calcio interessavano le autostrade e tutto, che era un discorso diverso, ma qui probabilmente finirà tutto in una bolla di sapone come Torino 2006. Abbiamo sentito, Roberto, non ho più spazio, mi dispiace Roberto, ma ho forato, ho già ospiti fuori che aspettano. Io devo ringraziare sia Leonardo Muraro che la sindaca Silvia Susanna per il confronto, ecco, questo confronto che va sempre bene fare, ma voi lo sapete, voi siete sindaci, perciò questi sono i problemi che abbiamo e capite bene, io che vivo le fragilità, sentire certe cifre, Muraro fa il gruppo in goea che non il vasò, ma ci sono gruppi più forti, devi comunicare. Hai capito Muraro, sto gruppo che mercoledì devo parlare giù per vedere. Non possiamo spendere i nostri pochi soldi in armamenti, basta. Nel 2026 dobbiamo parlare di servizi e di pace e infrastrutture. Sì, poco forte, a spostarci da Cortina gli armamenti. Ma grande Muraro, grande! Grazie Nissi. Grazie a voi. Veramente grazie, pubblicità. E anche questa mattina parleremo di lezioni di sicurezza col nostro Donadel, questo informatico che sta cercando di far capire ai diversamente giovani, ma anche non solo ai diversamente giovani, l'importanza della sicurezza, saper adoperare i cellulari, saper capire se c'è una truffa o non c'è una truffa, ma diventa sempre più difficile. Saluto anche Marco Oss, ecco, parleremo di esplorazione, parleremo di aiuto, di solidarietà, parleremo di tante cose anche in questa terza parte, tempo necessario. Allora, Donadel, anche questa settimana, anche questi giorni, anche ieri, truffe a Iosa, la ballerina l'abbiamo sentita, il CUP, su tutti i giornali questa mattina, la truffa del CUP. Allora, cosa possiamo fare? Come possiamo veramente cercare di capire per non essere veramente truffati? Diventa sempre più difficile. Buongiorno a tutti, Mirella, ai telespettatori. La truffa della ballerina è di nuovo in voga, anche la polizia postale lo segnala e anche quella del CUP, del CAF e dell'Inps. Però volevo tornare alla telefonata del telespettatore della settimana scorsa che ha toccato 2 o 3 punti importanti. Diceva perché mamma Rai non ci spiega queste cose, c'è mamma Mirella che lo spiega per fortuna. No, c'è Donadel, mamma Mirella. D'accordo, per il merito suo che ha avuto l'intuizione appunto di fare queste puntate. E diceva anche perché quando acquisto il telefono non mi dicono i rischi a cui vado incontro. E quando io vado ad acquistare un'auto mi fanno vedere come si mette in moto, le marce, il cambio, la ruota di scorta se c'è ancora, però non mi dicono guarda che lo stop devi fermarti, perché lo danno per scontato, io devo avere la patente, deve essere autorizzato, però è giusto che ci siano trasmissioni tipo come questa o anche i comuni potrebbero, le associazioni, predisporre degli spazi dove le persone possono andare lì, essere informati e farsi soprattutto aiutare, perché noi abbiamo sempre spiegato
cosa bisogna fare, e il come non sempre è facile, e quindi qualcuno dovrebbe darci una mano. Io dico sempre: andiamo da qualcuno di fiducia. Attenzione, con fiducia intendo dire, non andrei neanche da chi è in grado di aggiustarmi il telefono, non perché quello sia un delinquente, attenzione, ma approfitto per ricordare che quando abbiamo detto che nel telefono dobbiamo inserire il codice perché posso perdere il telefono e dentro ci sono i miei dati, quando lo portiamo in riparazione a maggior ragione deve esserci il codice, perché chi deve riparare lo schermo, deve sostituire lo schermo o la batteria o comunque qualunque altro componente, non ha bisogno del codice. Non portiamo il telefono sbloccato a queste persone. L'altra cosa, sempre in riferimento a quel telespettatore, mi ricordo la trasmissione degli anni 60 di Alberto Manzi, Non è mai troppo tardi, giustamente spiegata in modo semplice, e quello poi che abbiamo, non la presunzione, la speranza di aver fatto, è di aver fornito diciamo lo strumento per comprendere. Al pescatore che ha le prime armi è inutile dargli il pesce, quando l'ha venduto, l'ha mangiato, ha finito. Dobbiamo dargli la rete e insegnargli a pescare, e quindi abbiamo fatto vedere la truffa, il pesce del CUP, della ballerina, di papà ho perso il telefono, ma abbiamo anche fornito la rete, lo strumento per comprendere queste truffe. Quindi se invece del CUP mi arriva dell'INPS o dell'INAIL, comunque dovrei riuscire a difendermi ormai. L'abbiamo capita, insomma, dove sono. Allora, adesso invece parliamo di Marco Oss, questo scrittore, esploratore, ma soprattutto la sicurezza. Anche voi adoperate questi sistemi anche quando andate in giro per il mondo. Ecco, cosa importante per voi? Ecco, la sicurezza anche con queste nuove tecnologie vi aiuta? Certamente. Noi abbiamo fatto un viaggio in Patagonia. Vediamo anche le foto, per cortesia, grazie, prego. Ho fatto io e il mio amico d'infanzia Marco Davilla questo viaggio, esperienza in Patagonia cilena, e siamo avvalsi anche noi di ovviamente dispositivi con tutte le tecnologie, e in questo caso non abbiamo mai avuto problemi, proprio perché anche il tipo di domanda che facevamo alle applicazioni erano quelle basiche: dove dormire, dove mangiare, l'itinerario. Stiamo vedendo le foto. In qualche modo per noi è stato non un problema, anzi l'uso della tecnologia in queste realtà alla fine del mondo ci ha permesso di evitare magari delle situazioni contingenti di disagio, ma non assolutamente legate a truffe o cose del genere, perché poi si parla sempre di terzo mondo, ma per dire, in queste realtà Cile, Argentina verso l'Antartide, la sicurezza è paradossalmente più alta che non qui da noi. Avete sentito? Ecco, noi di solito sentiamo tutto l'incontrario, paesi lontani, pericolosi, accoglienza pericolosa, bisogna stare attenti. Invece mi fa piacere Marco Oss che sta dicendo un'altra cosa, anche questo è un segnale di sicurezza che stiamo dando, di positività, nuova tecnologia da portare anche là, è veramente fondamentale anche per fare foto, immagini. Ecco che, prego. Sì, mi ha dato 3 spunti. Ha detto: ho usato le applicazioni per dove andare a dormire, eccetera, e quindi, come dice lei, teniamo solo le applicazioni indispensabili. Andiamo da qualcuno di fiducia e ci facciamo dare una mano per eliminare quelle che non servono. Fermo, perché abbiamo Paolo da Mestre. Vai Paolo. Sì, buongiorno a voi e ai suoi ospiti, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, io anche il discorso del nostro 892 telefonici sulla ballerina, dovrebbe essere anche l'attività telefonica a intervenire, perché a me mi è arrivata una bolletta di 132 euro di telefono con l'892. Mi sono rivolto all'Audicom e l'Audicom me l'ha bloccato. Però le società telefoniche devono intervenire, assolutamente loro, perché noi siamo a livello, siamo anche, diciamo la parola stupidi, perché noi delle volte ci caschiamo sempre su tutte le cose, però dovrebbe essere le società telefoniche essere responsabili loro,
di tutti quanti questi numeri 892 e non so come mai tutte le famiglie, incluso anche la mia perché ce l'ho, vengono proprio rilassati i numeri telefonici così. Come mai che tutti quanti telefonano con i numeri di casa o di società con chi non ho mai conosciuto? Dovrebbe essere le società telefoniche a intervenire a dire no, basta. Perché noi siamo persone e per essere truffati dobbiamo sempre pagare. Grazie Paolo, sei stato molto chiaro, prego Donatello. Ha perfettamente ragione, ma è anni che io sostengo che le varie società telefoniche dovrebbero porre un freno, perché questi numeri li hanno forniti loro, i famosi numeri a pagamento. Una volta c'era l'144, l'899, adesso c'è appunto anche questo 893. Dovrebbero farlo e c'è una novità, non sarà a breve. Di questa settimana l'Europa sta predisponendo, vediamo se passa, una norma contro le truffe. In questo senso, su Facebook il 10% delle incassi pubblicitari di Facebook è dato da inserzionisti che promuovono delle truffe. Quindi dovrebbe funzionare così: io vengo truffato, lo dimostro, la banca rimborsa a me i soldi e si rivale su Facebook per questo. Se passa diventerebbe un buon deterrente, perché anche loro non possono dirmi, quando io scrivo qualcosa, non so, per esempio questo prodotto costa 100 euro, non posso dire 100 euro, mettiamo 100 caffè, così freghiamo un po' l'intelligenza artificiale e la inganniamo. Loro che mi bloccano un post perché sto parlando di cose che secondo loro non vanno bene, non possono dirmi che non riescono a sapere che quello lì è un truffatore. Però siccome stiamo parlando di decine di miliardi di euro di incasso, chiaramente sono involontariamente o volontariamente complici. Quindi chissà che venga avanti questa norma. Ma che si affrettino però, perché non è che possiamo aspettare in eterna che si decidano di fare le cose che servono a noi, soprattutto sulla sicurezza, come ha detto il nostro Paolo. Andiamo a vedere ancora le foto della Patagonia per capire anche il problema della sicurezza. Allora Marco e appunto anche Davide giravano con le carte di credito, penso pochi soldi, ecco, la sicurezza del cellulare, ecco, l'iPad e tutte queste cose. Ecco, come ha visto questo territorio bellissimo, lontanissimo, ecco, questi strumenti, ecco, cosa avete visto, cosa avete notato, oltre a questi paesaggi che vediamo dalle foto? Guardate che immagini che ci hanno mandato, bellissime, poi parleremo anche di solidarietà. Cosa vi ha colpito? Ecco, come si connettono tra di loro? Cosa avete notato? Mi ripeterò, queste realtà sono considerate un po' secondo mondo perché non sono mai nei radar internazionali per fatti economici o comunque situazioni eclatanti. Andando lì si capisce che c'è un tipo di vita completamente basato anche sulla sussistenza, c'è un'essenzialità che è legata anche all'aspetto ambientale, che fa venire anche forse sicuramente cosa stiamo meno. vedendo, Marco? Qui siamo nella zona quasi verso il confine con l'Argentina, siamo nella parte inferiore del Cile, sempre Patagonia, ma appunto caratterizzata da questi paesaggi con ghiacciai, foreste, laghi. Siete partiti in bicicletta? Questo è un viaggio tra me e Marco fatto tutto in bici, in autonomia, quindi tenda, sacco a pelo, e come è nello spirito di questa che è una dei percorsi più neanche particolari ma selvaggi da fare in bicicletta, proprio perché sei immerso in una natura incontaminata, è come essere in Jurassic Park. Qua si vedono anche dalle immagini un po' come questi paesaggi sono anche sotto tutela dello Stato cileno. Negli ultimi anni c'è una sensibilità maggiore anche all'ambiente, per cui un territorio più grande della Svizzera come dimensione è stato messo sotto tutela come parco, quest'area qui, proprio perché si vogliono tutelare anche queste aree vergini da speculazioni che in passato hanno tentato di fare. Quindi per noi è stata un'avventura particolare in un territorio unico,
e allo stesso tempo ci ha dato la possibilità anche di fare questa operazione di solidarietà. Che poi ne parleremo all'Adevar. Quanto importante è riuscire a connettersi, a usare i cellulari, sapere che non sei solo nel mondo, c'è qualcuno vicino a te, che sono questi strumenti di nuova generazione che ti aiutano a capire di non aver paura, perché puoi interconnetterti. L'importanza di questi strumenti che sono cattivi, brutti, invece anche per un viaggiatore importantissimi. Accennava anche Gianni, il nostro esperto, la tecnologia è neutra, poi l'utilizzo che ne fai che fa la tecnologia brutta o buona. Basta vedere le foto. Nel nostro caso ci ha aiutati a semplificarci delle situazioni, insomma, dove dovevamo o pagare anche traghetti o abbiamo dovuto fare un viaggio di ritorno un po' avventuroso perché arrivando in fondo al confine con l'Argentina la strada finisce e l'unico modo per tornare è con 2 bus e un aereo, quindi per poter prenotare posti limitati e essere sicuri di rimanere nelle tempistiche che ci dovevano assicurare poi la partenza dal punto da dove siamo arrivati, abbiamo utilizzato appunto tutte le app di acquisto, mai avuto problemi. App che parlavamo. Esatto. Donatella, le app servono? Certo, infatti il tema è 100 paure o 1000 opportunità. Lo strumento è neutro, giustamente, è l'uso che ne fa l'uomo dello strumento. Però visto che sta parlando di viaggiatore, mi viene in mente un viaggiatore, Ulisse. Il canto delle sirene l'avete sentito? Perché c'entra con la tecnologia. Perché la maga Circe gli aveva detto: senti un attimo, se vuoi sentire le sirene e non buttarti in mare, meglio che ti fai legare all'albero maestro. E noi dovremmo fare uguale, dovremmo farci legare le mani dietro e non cliccare, stare lontani dai click. Proprio un'analogia. Ascoltate a casa bene, state lontani da schiacciare. Non c'è fretta di schiacciare, ci fregano con la fretta, non c'è nessuna fretta. Il dentista è l'amico che è dal dentista che ha bisogno dei soldi. Dal dentista devo prenotare, mi farà fare anche mezz'ora in sala d'attesa e lui non può aspettare lunedì che gli porti i soldi. Non stiamoci far fregare dalla fretta. Ma come mai questa facilità, cioè che ti fa subito, cioè quando suona il telefono, io ho visto anche il Banco Solidale, cioè rispondere, ma lascia che suoni. Io ho conosciuto un medico, mi ricordo, bellissimo, e glielo racconto a Donatella, aveva 4 telefoni che suonavano in continuazione. E io ho detto: ma scusi dottore, i telefoni stanno suonando? E avevo detto: ma io sono. Lascia che suonano, qual è il problema? Non è più l'orario, il problema c'è di rispondere. Cioè, capite che calma e gesto dicevano una volta, invece mi sembra che veramente guai se, Marco, si risponde subito quando si è così lontani, si ha voglia di interconnettersi, sentire come vanno le cose a casa, il tempo, non il tempo, quante cose però si possono fare. Noi eravamo collegati tutti i giorni, che eravamo a casa, ma non era quella priorità, la nostra priorità era essere immersi in questa avventura, fotografare, fermarci a anche appunto immortalare questi posti. Vediamo le foto per cortesia, grazie. E quindi sì, avevamo la possibilità la sera, c'è un fuso orario di 4 ore soltanto, quindi avevamo la possibilità di chiamare, di aggiornare, di mandare. Cos'è la cosa che l'ha colpita di più, Marco? Quello che è veramente rimasto? La natura è qualcosa che da noi non esiste più. Da noi ormai è tutto urbanizzato, è antropizzato e non trovi ambienti dove effettivamente la natura è come milioni di anni fa, lì sì. Quindi è un ritorno alle origini che ti apre mente, cuore. Ti fa respirare. E ti lascia quell'energia che da noi è difficile trovare. Però questo viaggio è anche un motivo di solidarietà. Ecco, cominciamo anche a parlare di solidarietà. Io ho avuto l'Adevar poco tempo fa, ecco, per far capire, io lo dico sempre, che se non ci fosse dovremmo inventarlo. È un fiore all'occhiello che abbiamo, non ci rendiamo neanche conto di quello che riescono a fare, dell'aiuto che danno. Ecco perché avete deciso di devolvere all'Adevar quello che riuscirete a ricavare. C'è un trade union fortissimo, uno dell'amicizia tra me e Marco, che ci conosciamo dal liceo, e
dopo tanti anni ci siamo rincontrati e abbiamo pensato di fare qualcosa di importante per noi. Una volta avevamo deciso un anno fa di fare questo viaggio, il fatto di conoscere io Advar, essere un volontario, comunque Marco essere coinvolto anche per iniziative con l'Advar, ci ha spinti a collegare un viaggio che ci siamo pagati completamente con un'operazione di raccolta fondi, proprio perché anche recente l'intervista con la fondatrice Anna Mancini, che salutiamo, che ringraziamo anche sempre per l'atto di costituzione di questa fondazione, ha ricordato che le richieste per i servizi Advar sono aumentati, i costi sono sempre maggiori e quindi per sostenere e mantenere questa fondazione occorrono sempre iniezioni di soldi privati, perché l'ASL copre un terzo di tutto quello che abbiamo sentito, sì, da quello che ha raccontato. Quindi gli altri 2 terzi vanno portati da società civile, da persone che sanno di poter aiutare questa fondazione, così noi abbiamo fatto. Vediamo anche la cartina così capiamo bene. Però Donadelle, ecco perché l'unione, anche questa mattina il famoso filo di Arianna, cosa c'entra Donadelle con la Patagonia? C'entra raccolta fondi. Anche qua può esserci la truffa dietro la raccolta fondi, sì. Non a caso vi ho messo assieme. Faccio la raccolta fondi, ma devo stare attenta che raccolta è. Sono in grado di capire se è una truffa o no, Donadelle? No, non siamo in grado di capire. Crowdfund, come facciamo? Però se quello che la promuove è una persona che conosco, allora posso fidarmi. Perché ce ne sono tantissime appunto raccolte. Se non la conosco? Perché se non la conosco meglio non farlo. Avete capito? È meglio non farlo. Il click di prima, quello che abbiamo anche detto, se poi la regia ci mette la 7, ho l'impressione che noi... Il canale, la 7 è un'altra roba. Sì, esatto, che ci... forse ho un impianto nel cervello che pensiamo le stesse cose. Il tema è perché rispondiamo subito, lo aveva detto l'altro ospite 2 settimane fa, perché veniamo, diciamo, siamo qualcosa, quindi non penso, quindi esisto, ma rispondo, quindi esisto. Quindi clicchiamo, la curiosità ci porta a cliccare, però la prudenza è il freno che ci può salvare, che ci salva, e quindi bisogna tenere le mani lontane dai click. L'altra cosa, diffidare sempre, e anche sul crowdfund di cui parlava poco fa, ovvero sia piuttosto non lo faccio. Poi qualcuno mi dirà ma perché non hai dato il contributo? Me lo spiegherà e lo farò. Diffidare anche dei messaggi su WhatsApp e anche se arrivano da persone conosciute, perché la famosa truffa della ballerina che la polizia postale mi invita di ricordare. Spieghiamo anche cos'è per chi non lo sa. Sì, allora possiamo andare sulla... dall'inizio. In pratica questa comunicazione della polizia postale è del 29 gennaio perché sta girando questa qui. Se andiamo sulla successiva, l'avevamo vista, ma si presenta in questo modo: ciao, ti chiedo un piccolo favore, vota per Francesca, oppure mia figlia Giulia deve partecipare. Quindi se io ho 3 possibilità per non farlo. Se io ci casco, e quindi la prima è non caderci, lasciamo stare il voto per Giulia, per Francesca, se andiamo sulla 3, il meccanismo è anche complicato. A me ammira perché sono bravi, sono dei disgraziati questi truffatori, però tecnicamente sono bravi. Quello che fanno alla fine è avere il mio WhatsApp. E attenzione che se io con i documenti non che mi hanno sottratto, a me hanno sottratto i dati perché li hanno presi da quella società francese, ma se io rispondo alla richiesta della tessera sanitaria che scade, fornisco i documenti, con quei documenti è facilissimo ottenere un'altra SIM, ma il mio telefono non funziona, ma qui è perché magari è silenzioso, non prende. Appena esco però me ne rendo conto che me l'hanno, diciamo, rubato, clonato. Invece con questo sistema di WhatsApp io non me ne accorgo perché tutti e 2
cioè io e il truffatore abbiamo lo stesso WhatsApp, quindi io non mi allarmo. Quello che dobbiamo fare è appunto andare sulla successiva per capire se ci siamo caduti. Su WhatsApp in basso a destra c'è la testina dove c'è scritto tu, clicco lì, arrivo su questa pagina, quella che vediamo a sinistra, dove c'è scritto dispositivi collegati. A destra mi appariranno gli eventuali altri dispositivi collegati. Questa è una cosa da fare, facciamoci aiutare, perché vuol dire altrimenti se lì io trovo altri dispositivi collegati è una cosa giusta dal punto di vista tecnico, perché io in questo modo a casa posso scrivere WhatsApp usando il computer, un'azienda lo fa, no? Però se qualcuno mi ha fregato, sono passato appunto, qui li vediamo entrambi, no? E quindi dobbiamo toglierlo, perché a questo punto è da qui che parte la truffa, quella che Per abbiamo cancellare? parlato. Sì, no, ma la ballerina non serve a niente, serve per dare a loro il WhatsApp, e a questo punto sì col WhatsApp, perché io non posso dire a qualcuno ma come ti sei fatto fregare? Se vede il mio messaggio con tutti gli altri messaggi che ci siamo scritti, non può non caderci, è umano, è oggettivamente. Donatella, mettiamo caso, devo correre perché il tempo è tiranno, che Marco perda questi strumenti, ecco, dall'altra parte del mondo. Ecco, la prima cosa da fare qual è? Bloccarli. Si può bloccare la SIM, non lo sapevo neanche io fino a tanto poco tempo fa. Se io denuncio lo smarrimento della SIM, non è che faccia tante cose. Il telefono che mi è stato sottratto, che ho perso, non è più utilizzabile. Lo usano come pezzi di ricambio, non possono inserirci una SIM, perché siccome il telefono e la SIM hanno un codice di abbinamento, fortunatamente si riescono a bloccare. Ma se il telefono che ha perso era sbloccato senza codice, allora è un problema, perché trovano la vita di Marco là dentro, e sappiamo le truffe, ne abbiamo già parlato, quelle che riescono a fare avendo tutte quelle informazioni. Marco, dopo aver sentito Donatella, ecco, questa scuola di sicurezza, questa lezione di sicurezza che facciamo il sabato, anche quando appunto intraprendi un viaggio importante devi metterti al sicuro anche come strumenti, certo. Non puoi, ecco il famoso libro che aveva scritto il dottor Ponzi che ho avuto stamattina, ecco il gesto del braccio, no? Il famoso, cioè mi non a combattere, invece quando parti per viaggi lontani devi essere sicuro, devi avere la sicurezza al 100%, perché non è mica facile, quando, ecco, specialmente anche con i mezzi che avete voi. Ecco, cosa vuole dire? È importante capire la sicurezza anche per quanto riguarda gli strumenti che voi adoperate, le foto che poi magari circolano dappertutto. Ma sicuramente bisogna stare attenti, avere un occhio su un sacco di cose. La sicurezza per noi, per questa avventura, è stata quella di comunque, nel momento in cui abbiamo comprato il biglietto aereo, avere la copertura nel caso di... Ecco, questi spostamenti, danni. Come sono gli spostamenti, ecco, per recarsi in posti così lontani? Se avete visto, cioè, sono agevolati? Qua in Italia sembra che non funziona niente come spostamenti. Beh, in giro per il mondo come funziona? Parlando sempre di quell'area, ripeto, essendo una realtà in mezzo a, diciamo, al nulla, è tutto semplificato, essenziale. Avete capito? Quindi l'obiettivo per noi era di vivere un viaggio dove l'essenzialità era tutto, sia come supporto, come mezzi, perché ci siamo mossi solo con la bici. E qualcuno ci ha chiesto, ma se si fosse rotta la bicicletta a 1000 km, perché la strada è lunga 1300 km. Chiamo Globo, me ne faccio portare una. In qualche modo si riesce a venire fuori facendoci aiutare dai locali, perché comunque c'è una solidarietà. Sono accoglienti, sì. Marco, molto accoglienti. Diciamo, non c'è la frizzantezza brasiliana, sono i cileni persone buone, insomma, ospitali, ma con anche una certa dignità e tranquillità. Non diffidenza. No, loro vivono anche di poco, il turismo c'è 2 mesi all'anno e per il resto vivono in sussistenza, e quindi sono contenti di poter interloquire anche con gente che viene da tutto il mondo. Con la nota che, per esempio, parlando con queste persone che ci ospitavano anche a casa loro, più di una ci ha detto che come italiani siamo quelli più, insomma, in sintonia con loro.
perché li rispettiamo rispetto a altre nazionalità che sono magari un po' più arroganti, più pesanti, e quindi è stato anche un confronto da umano significativo. Poi, riuscendo magari a approfondire con la parlata spagnola, siamo arrivati a farci raccontare anche della loro vita e di esperienze che per noi sono ormai fuori dal tempo. Del mondo, proprio nel vero senso della parola. E questo ci riporta al messaggio che secondo me, Marco, è importante, è quello di credere un po' anche nei sogni, fare quando serve il passo in più, sia per se stessi con un viaggio o per chi è benemerito come l'altro. Vediamo il video anche, per cortesia, riusciamo a vedere il video perché è importante capire anche di cosa abbiamo parlato. Abbiamo messo la sicurezza al primo posto, che è importante veramente tanto, perché chi è che non viaggia più ormai? Penso che il viaggio sia diventato una cosa all'ordine del giorno. Andiamo a vedere il video e poi ci salutiamo. Chiarissimo, avete visto Advar, ormai qui a Treviso penso che la conosciamo tutti, non solo a Treviso. Prego Marco. Volevo aggiungere l'ultima cosa, io e Marco saremo in Advar il 26 marzo alla sera per presentare tutto il viaggio in maniera approfondita, quindi invitiamo anche Mirella e tutti. Grazie. E tutta la cittadinanza, sapendo che fino a quella data c'è ancora aperta la raccolta attraverso facciamo questo appello, c'è la possibilità di donare 2 euro al chilometro. Magari che ci sia il nome di Marco, come dice, è molto importante, o Advar, per capire a chi diamo il contributo. E lì c'è indicazione per la donazione online con il causale Patagonia. Don Adel, come chiudiamo? Sì, lezione di sicurezza del sabato. Sabato prossimo sarà l'ultima puntata. Mi raccomando di guardarvi le precedenti perché sabato prossimo la Mirella vi interroga. Chiamerete magari, scherzo, no, abbiamo fornito la rete, ormai sapete come fare. Avremo anche una piccola sorpresa, non chiedete a Mirella perché non ve lo dirà, altrimenti non sarebbe una sorpresa. E sabato prossimo appunto facciamo un riepilogo. Ma lezioni di sicurezza continueranno con altre realtà, perché la sicurezza ormai si parla a 360 gradi. È indispensabile. Grazie ai miei ospiti, andiamo a vedere l'assegno che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo al Banco Solidale. Vicino a me c'è una donna, una mamma, una moglie, che ha una piccolissima attività, però non funziona, lavoro non ce n'è, soldi pochissimi e loro fanno fatica anche a pagare l'affitto. Fanno fatica perché non avendo entrate anche l'affitto diventa un problema, nonostante questi proprietari continuano a sollecitare, forse anche giustamente, il pagamento dell'affitto. Però non è solo questo, le tasse, se uno non lavora come fa? Allora la chiameremo Luna. L'altra volta abbiamo avuto Mamma Luce, questa volta abbiamo Mamma Luna. Allora eccola qua, ciao Mamma Luna. Allora cosa è successo nella tua vita? All'improvviso si viveva, ecco, l'azienda piccolina ma andava. È successo che il lavoro è completamente diminuito, sempre più, e poi ci mancava questo Covid-19. Cosa vuoi dire? Niente, difficoltà ce ne sono tante. Purtroppo gli affittuari chiedono l'affitto, come dicevi tu prima, e anche sapendo che c'è questa difficoltà del Covid e il lavoro non ce n'è. Non è facile andare avanti, anche con un bambino comunque che ha bisogno. Voi avete anche un figlio, quanti anni? Ha 11 anni. 11 anni, perciò scuola, perciò tutto quanto quello che serve, libri. Come aiuti? È arrivato qualcosa? Sì, sono arrivati 2 volte i 600 euro dal governo. 2 volte 600? Sì, 2 volte. Però non basta. Non bastano, non si può andare avanti così. Perché uno ha le tasse, gli affitti, il figlio, la famiglia, cioè come si fa a comprare il materiale? Certo, ce ne vogliono tanti soldi. Purtroppo sì, non
Avresti mai pensato di arrivare a questo livello, proprio di questa scarsità di lavoro e soprattutto di essere lasciata un po', queste attività di essere lasciate un po' abbandonate da solo, senza sostegno? No, non me lo sarei mai aspettata, no. E le banche, con le banche? Non è facile avere neanche i prestiti, non è facile. Cos'è che chiederesti tu come come moglie di un artigiano con questa piccola attività? Perché voi state lottando con le unghie, con tutto, pur di rimanere a galla, ma non ce la fate da soli, non potete farcela. Cos'è che ti aspetti e cosa vorresti chiedere? Fai un appello, Mamma Luna. Beh, tanto che ci vengano dati degli aiuti economici, proprio perché non è facile per le bollette, per le tasse, per tutto quello che per il vivere quotidiano, insomma, che non è facile. E il bambino, che non è più un bambino perché a 11 anni si può dire ragazzo, come sta vivendo questa situazione? Beh, noi cerchiamo di non dargli molto peso, di spiegare com'è la situazione, quindi cerchiamo di lasciarlo tranquillo, ecco, però non è un bambino che non capisce. Capisce benissimo la situazione e quindi alle volte ci chiede: ma ce la facciamo, papà, ce la fa? Riusciremo a andare avanti con il negozio? Anche perché lui vorrebbe prendere l'attività fra qualche anno del papà, sì. Lui è innamorato non solo di questi genitori ma anche del lavoro di questi genitori, tanto è vero che io quando vedo che è sempre là con voi, perché voi vivete questa realtà tutti e tre assieme. Certo, sì, tutti e tre assieme, sì. Allora fai questo appello, Mamma Luna, cos'è che chiederesti se avessi qua, non so, il premier, ma anche qualsiasi, anche il presidente degli artigiani, cos'è che chiedi? Un aiuto in più di quello che hanno dato fino adesso, perché è veramente poco. E allora l'aiuto questa mattina ti arriva dalla grande famiglia di Rete Veneta. Sappiate che è una sorpresa, lei non si aspetta niente. Ecco qua, questo è l'aiuto della grande famiglia. Per questa bellissima famiglia che hai. Non piangere. Non te l'aspettavi, vero? Vedi cosa vuol dire comportarsi bene, fare i bravi e soprattutto questa solidarietà che arriva, magari chi ha qualcosina in più. Che emozione è, proprio inaspettato, e io non ho detto assolutamente niente. Non sapevo niente, grazie. No, non sapevo proprio niente, è una cosa inaspettata, infatti è un'emozione grande. Cosa vuoi dire a questa grande famiglia che cerca di dare una mano alle persone? Che siete grandi. Servivano questi soldi? Sì. Soprattutto per l'affitto, perché sennò rischiate. Sì. Anche capito? Noi dovevamo aiutare questa famiglia, perché io ho sentito anche il marito di Mamma Luna, era molto preoccupato perché questi affitti mese dopo mese crescono, se non li paghi diventa un problema, e perciò noi pensiamo di aver fatto una buona cosa, grazie a voi anche questa volta. Come ci saluti, mamma? Grazie di cuore, grazie, vi porterò sempre nel mio cuore. Grazie a te. E niente, buon lavoro, salutami tuo marito, un abbraccio al grande a tuo figlio e soprattutto sempre dite non mollare mai. Salutiamo Mamma Luna, ciao, buona giornata e sempre avanti, mi raccomando, e grazie a questa grande famiglia che mi sostiene e aiuta queste donne, anche queste donne soprattutto in difficoltà, che vanno assolutamente sostenute. Ciao, buona giornata, ciao.